sente? Si sente? Va? È a posto? Quanto contenti siete? Quanto contenti siete? La serata volevamo fare tanti auguri alla nostra carissima Francesca. Grazie, siete carinissimi, si sente bene, possiamo iniziare. Allora, benvenuti amici di Salus Bellatrix a questa meravigliosa serata e ringrazio tantissimo Massimo di essere qui. Ho voluto rimanere a Vittorio Veneto invece di andare da un'altra parte, semplicemente perché la nostra avventura è iniziata qui a Vittorio Veneto, o meglio, come lo chiamavo allora, Obitorio Veneto, il 13 dicembre 2009. Il 13 dicembre 2009 una pazza scatenata, cioè la sottoscritta con i suoi 4 figli, che ringrazio tantissimo, partendo da Edoardo che è il primo, poi c'è Regina che è qui con noi, la numero 2, poi c'è Filippo il numero 3 e Amedeo che adesso è in Finlandia, il numero 4. Si è aggiunta una quasi quinta figlia, anche se in realtà è quasi mia coetanea, Sonia, che da tanti anni ci sta dando una mano. Da allora, ogni 13 del mese, abbiamo organizzato una conferenza su tutti i temi possibili e immaginabili. Qualcuna ne abbiamo fatta anche extra, quindi siamo a oltre 300. Quindi questa sera per me è una sera speciale, perché da 15 anni, insieme alle persone che vengono a sentire le conferenze di Salus Bellatrix, Massimo è stato un nostro ospite più di una volta e abbiamo fatto un po' da scuola tutti qui nel Veneto, perché arrivavano da tutta Italia i nostri relatori, abbiamo avuto tutti i grandi della controinformazione e ci dicevano ma andiamo a Bologna, a Torino, a Milano e ci troviamo con 20-30 persone, arriviamo a Vittorio Veneto e ce ne sono 200. Quindi abbiamo fatto conferenze, convegni. Massimo, ma ve lo racconterà lui come ci siamo conosciuti, qui a Vittorio Veneto ci è venuto parecchie volte. Qui con noi vedo anche tanti amici, vedo Riccardo di 100 giorni da Leone. Vuoi salutare Riccardo? Riccardo è venuto a Vittorio Veneto, ha detto Vittorio Veneto avete risposto bene, grazie, ho pensato io, 15 anni di lavoro anche. Io ringrazio tutti voi, ringrazio soprattutto Francesca, Massimo Mazzucco, perché se abbiamo realizzato 100 giorni a Leoni è anche merito suo, perché sono 15 anni che lo seguo, sai che mio papà sono 15 anni che faccio una testa sull'11 settembre, sulla Luna, su tutti i documentari, e mi fa strano vederlo che mi riprende lì in questo momento con tutta questa platea piena. Quindi sicuramente stanno facendo un grandissimo lavoro, siamo sempre di più e sono molto orgoglioso di quello che sta accadendo, soprattutto in Veneto, e devo notare anche, qui siete molto bravi, che qui a Vittorio Veneto siete tutti molto focalizzati su quello che sta accadendo. Quindi grazie Leonesse, grazie Leloni, grazie Massimo, grazie Francesca e buon proseguimento di serata. Grazie. Poi con noi abbiamo anche Ugo Rossi di Trieste, che ha lottato tanto per tutti noi, e Loris Mazzorato. Questa sera, bravi. Questa sera doveva esserci anche Carmen, il cognome non me lo ricordo ma Dio, per me è Carmen, l'infermiera, e chi è della zona sa che cosa Carmen ha fatto. E infatti con la serata, con le donazioni che abbiamo ricevuto per questa serata, oltre che a finanziare il prossimo film di Massimo Mazzucco, una piccola somma andrà anche a queste 3 persone che hanno lottato tanto per tutti noi, perché anche noi personalmente lo abbiamo fatto. Io insomma tutti gli anni poi mi sono presa anche la carica di Trieste, cioè sparata proprio, ero lì in seconda fila, però ho avuto anche la fortuna che non ho processi in corso, avevo i carabinieri che giravano sempre fuori dalla nostra sede, ogni 3x2 mi chiedevano quelli. E quindi grazie a tutti voi per aver donato e per essere qui a questa serata, e passo subito la parola. Un'ultima cosa, ho con noi anche, però non so, è sparito, se avete visto uno
coi capelli spugliosi e che focoso eccetera, è il mio amico Mauro Abiti, con il quale abbiamo fatto un lungo lavoro che sta durando da 2 anni sul discorso della moneta. Abbiamo creato l'anno scorso i ribelli monetari, per cui anche lì, perché come sempre dico io, l'unico problema che noi abbiamo non è il Covid, non è Big Pharma, non è l'agribusiness, non è tutta, l'unico vero e grande problema che noi abbiamo è l'emissione monetaria a debito ed essere strangolati a livello mondiale dalle banche. E è stato con grande piacere che poco tempo fa, ascoltando Massimo, perché 12 anni fa lo avevo interpellato, abbiamo fatto qualcosa anche a Roma, eccetera, però diciamo che era rimasto un po' così, io non so niente di questa cosa, adesso ho saputo che sta facendo un film, che tra l'altro pensavo che se ne parlasse stasera, ma ho saputo che l'ha accantonato momentaneamente per un'altra cosa di cui vi parlerà lui. Grazie ancora per essere qui con noi, a te Massimo. Allora, buonasera a tutti. Io ho detto a Francesca, io vengo ma non so di cosa parlare. Non ti preoccupare, ti faccio io le domande, ma dito. Va bene, allora adesso sono qui e mi trovo un po' come una gallina fuori posto. Vabbè. Una cosa ve la posso raccontare, questa me l'ha fatta venire in mente lei. 15 anni fa io circa vivevo a Los Angeles, ero andato nel 94 e sono rimasto fino al 2013, praticamente, quindi 20 anni. E un giorno mi arriva una telefonata dall'Italia, sei tu Massimo Mazzucco? Scusa, non sono capace a farlo bene il suo accento, però insomma, non riesco a essere normale con lei. Senti, ma ho saputo che hai fatto un film, eccetera, mandami sto film che io lo proietto qui. Io dicevo, chi è questa qua? Cosa cacchio vuole? 2 o 3 volte mi ha chiamato, era anche insistente poi, come dite voi, era rompicoglioni, di quelli che non finiscono più. Alla fine mi ha convinto e mi ha conquistato, nel senso che poi alla fine tutte le conferenze che ho fatto in Italia praticamente le ho fatte qui da te, perché quando sono tornato nel 2013 e poi sono andato a abitare in Calabria per una serie di motivi lunghi di tipo familiare, non sono dell''ndrangheta, non c'entra niente con altri motivi di tipo familiare. E lei il primo anno, credo fosse appena arrivato, mi ha invitato, che sono venuto già 2 o 3 volte. Io non amo muovermi molto, perché un po' perché non amo viaggiare, un po' perché ho una mamma anziana che ha bisogno di cure continue. Comunque sia, per Francesca, questo è altro. Grazie. Okay. Io sono venuta a Roma, a dire la verità, appena sei arrivato, perché avevi proiettato, eri con Giulietto Chiesa in quel teatro per vedere... Giulietto Chiesa mi fece un grandissimo regalo. Appena io avevo pubblicato nel 2013, ancora a Los Angeles, prima di partire, cioè avevo proprio fuori i container, stavamo caricando tutta la roba della casa per partire e tornare in Italia. E io stavo finendo il film sull'11 settembre, l'11 settembre, la nuova per l'Arbor. E quando sono arrivato in Italia, Giulietto Chiesa, che collaborava con me sull'11 settembre, eravamo diciamo sulla stessa lunghezza d'onda, mi fece una sorpresa, mi disse, senti un po', ma cosa fai la settimana prossima? Dico, vieni a Roma che ti faccio una sorpresa. Sono andato a Roma a fare la sorpresa. Chi ha conosciuto Giulietto si ricorda un po' come parlava, e mi sono ritrovato in un cinema più o meno così, dove lui aveva tutto, senza dirmi niente, aveva organizzato una proiezione del mio film che era appena uscito, e in quel caso ho conosciuto anche lei personalmente, anzi mi è venuta alla stazione Termini a prendermi, è possibile? Ho questo ricordo di questa che mi viene incontro così, sei Mazzucco tu? Ma non è come proprio, cioè in Veneto mi dicono non hai tanto accento, però appena esci un attimo è ovvio che si sente tantissimo. Non presumo di saperla imitare bene, però il suono più o meno che arriva a noi gente normale è quello lì. Adesso io avevo previsto, adesso vediamo se riescono a far partire il proiettore. Vi avevo portato un piccolo, così, un anticipo, avevo preso una clip di 15 minuti dall'ultimo documentario che sto facendo, e se non riusciremo a vederla stasera, prometto che tornerò qui quando il film è pronto a fare la non qui, in una sala doppia. In una sala doppia a proiettarlo. Vi spiego velocemente cos'è. Io avevo iniziato
2 anni fa a fare un documentario sulla storia della moneta. Ho cominciato a interessarmi della storia della moneta e anche da ignorante qual ero, perché in materia ero veramente ignorante di economia, mi è bastato leggere 3 libri per capire dove era il succo del problema. E avevo iniziato a fare questo documentario non tanto sulla storia delle monete, sulla storia delle banche centrali. Quando ero arrivato circa a metà del documentario l'anno scorso, in autunno, è successo il 7 ottobre, l'attacco di Hamas a Israele. Ho capito che l'argomento era, a parte che era uno degli argomenti che avevo messo già in cantiere da fare, no? Un film sulla storia di Israele, ho sempre pensato di volerlo fare, però pensavo sempre, lo farò quando sto per morire, quando sono vecchio, così anche se mi ammazzano, chi se ne frega, perché tanto ormai è andata. Invece ho pensato di anticipare perché l'argomento è diventato ovviamente di grande interesse per tutti. E quindi, come? Vuoi morire prima? No, vabbè, ormai va bene lo stesso. Abbiamo passato quella soglia dove va tutto bene. Per cui ho stoppato quel documentario e mi sono messo a fare quello su Israele, del quale sono arrivato a circa metà, 2/3 circa. E appena finisco questo qui, verrò qui a presentarlo se avrete voglia di venirlo a vedere. Anteprima mondiale qui da noi, in una sala più grande. Tra l'altro Francesca, non so se ve l'ha mai detto, lei è produttrice esecutiva del film American Moon, quello sui falsi allunaggi, che ho fatto io, che ho fatto anche grazie al suo contributo. E questa è la storia. Adesso, no. Quello è stato un bel... Anche quello l'ho presentato qua, no? Sempre, l'ultima volta che sei venuto da noi è stato 6 o 7 anni fa. Mario era 6 o 7 e è venuto proprio a presentare in anteprima assoluta il film. E allora era il 19, chiaro semplice, sono io, non ci credo. Vieni qua, se sei tu vieni qui che ti finisco una volta per tutte. Ma dove l'hai pensato? Fammi vedere il cartello. Troppo bello, aspetta un secondo. Chiaro e semplice, sono io. Aspetta che... Solo per attirare l'attenzione. Questa me la gioco sul sito, aspetta. Un saluto a tutti. Voilà. Grazie. Allora, saltando questo, io pensavo che proiettando poi questa parte del documentario su Israele, che è una parte molto interessante, perché ovviamente non è che faccio un documentario istituzionale, se non racconto la storiella che vi racconta Mentana in televisione, se no non serve a niente. Facevo un documentario su qual è stata la vera storia di Israele. Quindi per chi è interessato a quello che sta succedendo è molto interessante. A questo punto vi propongo 2 cose, nel senso che io non faccio conferenze, non sono capace a partire a parlare di qualcosa, qualcuno mi deve dare un input e poi io se la so rispondo. Quindi faccio una proposta, o ci mettiamo subito a fare domande, venite qui, fate su quello che volete, che io riesco a rispondere ovviamente, e possiamo parlare di tutto, possiamo parlare della storia di Israele, della Luna, del 11 settembre, dell'omicidio Kennedy, di tutte le cose di cui mi sono occupato, ovviamente del Covid purtroppo, eccetera, eccetera. Oppure se volete una conferenzina, posso farvi per esempio un piccolo riassunto della storia di Israele in 10 minuti, ecco una roba così. Volete tutti... Allora, aspettate. C'era una volta, allora, qual è la grande, improvviso, non l'ho preparato, per cui vado un po' così, qual è la grande bugia, secondo me e secondo altri, che tiene in piedi tutto quello che sta succedendo oggi in Medio Oriente? È che Israele è uno Stato legittimo, che ha legittimità di esistere e che ha diritto di difendersi perché poverino è circondato da un sacco di nemici che gli vogliono il male. Questa è la narrazione ufficiale detta proprio in soldoni. Come si arriva
da una Palestina, anzi da uno Stato che non è mai esistito, perché sulla carta non è che Israele c'era già prima, poi si è allargato, poi si è stretto, poi si è allungato, non c'era, è nato da un giorno all'altro. Come si arriva? Ve la faccio proprio in soldoni, però è interessante vedere i passaggi. Il problema principale fra Israele e gli arabi non è la colpa né di Israele né degli arabi, la colpa è degli inglesi. Sono stati questi gentili signori che sono specializzati nel doppio, triplo e quadruplo gioco, la perfida Albione, sappiamo tutti da dove viene l'espressione, a creare il problema della Palestina. Come nasce? Alla fine dell'altro secolo, non nel Novecento, alla fine dell'Ottocento, 1896, un certo Theodor Herzl fonda il cosiddetto sionismo. Il sionismo è un movimento politico che dice: noi ebrei sparsi in tutto il mondo, sostanzialmente siamo stufi di essere presi a botte dovunque andiamo, vogliamo una terra tutta per noi. Cioè ha una sua radice valida il sionismo. È vero che da 2000 anni gli ebrei, che piacciono o meno, prendevano botte dovunque andassero nel mondo, cioè non sono mai stati un popolo amato. Quindi diciamo ha anche una sua giustificazione. Herzl scrive al barone Rothschild, ebreo ovviamente, gli manda una lettera che esiste ancora oggi e dice: ho un grande sogno, ho il sogno che un giorno noi ebrei avremo una terra tutta per noi. Rothschild non ci mette granché, gli piace questa idea, parte in quarta, siamo all'inizio del Novecento, quindi 1910 circa, e comincia a muovere le cose. Fanno un congresso a Basilea alla fine del secolo scorso, dove tutti i sionisti del mondo, dell'Europa, in quel periodo l'Europa era il mondo, devono votare dove la vogliono questa terra. Alcuni dicono andiamo tutti in Argentina perché c'è un sacco di terra libera, un altro dice no, andiamo in Uganda perché lì l'Uganda è già un protettorato inglese, così vedrete che ci danno la terra. Un terzo dice no, scusate, c'ho qui il documento, la pezza d'appoggio, la Bibbia, dice che noi veniamo dalla Palestina, dobbiamo tornare in Palestina. Sì, Palestina, giusto. E decidono tutti, lo faccio un po' comica ovviamente. Se c'è qualche ebreo alzi la mano, mi scuso con lui anticipatamente, sono battute comiche, sono battute per rilassarsi sul racconto, non c'è nessuna connotazione negativa. Ma succede questo, tutti dicono Palestina. Avviene qualcosa dietro le quinte che non sappiamo, che scopriremo dopo e che qui vi spiego, e succede che un certo giorno del 1917, a guerra in corso, quindi c'era già iniziata la guerra mondiale, c'era l'impero, c'era Austria e Germania, e impero ottomano da una parte e inglesi, francesi senza gli americani dall'altra, e a un certo punto il governo inglese, per mano del ministro degli esteri che si chiamava Balfour, scrive una lettera: caro signor Rothschild, intitolata così, è la famosa dichiarazione Balfour. È una lettera, come io potrei scriverla a questo signore: caro Piero, ti mando questa lettera, è una cosa confidenziale. Caro barone Rothschild, a nome del mio governo desidero esprimerle la nostra totale simpatia, attenzione perché i termini sono interessanti, affinché venga stabilito in Palestina un focolare ebraico. Il termine inglese national home, cioè una casa per tutti gli ebrei, non dice uno Stato, questo è molto importante. La prego, da parte del nostro governo, di far conoscere alla Federazione Sionista questa nostra disponibilità. Perché, direte voi, gli inglesi a un certo punto si impegnano a dare una terra, Stato o non Stato, a un popolo, gli ebrei, quando quella terra in quel momento non era degli inglesi, perché la Palestina nel 1915, 16, 17 era dell'impero ottomano, e quindi era dei nemici. Quindi gli inglesi, prevedendo già di vincere la guerra, dicono: se vinceremo la guerra, quella roba lì ve la diamo a voi. Questa è la famosa dichiarazione Balfour. C'è un piccolo problema, che gli inglesi, sempre loro, i famosi gentili e simpatici traditori, avevano promesso agli arabi la stessa terra. Perché? Per avere un aiuto
a combattere gli ottomani in Medio Oriente, gli inglesi fanno un accordo segreto, uno scambio epistolare fra il ministro inglese e il Gran Muftì della Mecca, cioè il capo spirituale degli arabi in Palestina, dicendo: se ci aiutate a vincere gli ottomani, vi daremo la terra come sarà vostra, avrete uno stato vostro in Palestina. Era il 1915. Quindi quando nel 1917 gli inglesi promettono ai sionisti la terra, l'hanno già promessa agli arabi 2 anni prima. Ecco perché vi spiego che il problema nasce tutto da lì. Perché poi la guerra finisce, gli inglesi vincono, al congresso di Versailles, che decide le sorti del dopoguerra, quindi al quale partecipano tutte le nazioni vincitrici, viene dato all'Inghilterra, alla Gran Bretagna, il mandato per la Palestina, e quindi dal 1920 la Palestina è gestita, non è proprietà, cioè non è terra inglese conquistata, viene dato il mandato. Avete il mandato di gestire questa terra e all'interno di questo mandato viene scritto: e mi raccomando, date un focolare o una casa nazionale agli ebrei. Ma ancora non si parla di uno Stato. Gli ebrei i sionisti, già pensavano che quel termine significasse uno Stato tutto nostro, ma non lo hanno mai voluto dire apertamente, per non far arrabbiare gli arabi. Perché se gli arabi avessero visto che questi arrivano in Palestina con la promessa di uno Stato ebraico, è chiaro che facevano subito la rivoluzione. Invece questa idea di focolare va bene. E quindi cominciano, Rothschild, il figlio di quello da cui è stata mandata la lettera, Edmond, comincia a investire 15 milioni di franchi, che sono una fortuna in cifre di oggi, in Palestina, comincia a comprare terre da dare agli ebrei, che cominciano a emigrare. Siamo ancora negli anni 20. Gli arabi vedono arrivare tutti questi ebrei nelle nuove terre, però non è che si preoccupano più di tanto. C'è però una piccola clausola che viene messa ogni volta quando viene fatto un contratto d'acquisto, che invece avrebbe dovuto farli allarmare, perché ogni volta che i sionisti acquistano un pezzo di terra in Palestina fanno una clausola che dice: però tutti gli abitanti di questa terra, cioè i mezzadri, i fittavoli, quelli che la abitano ma che non sono proprietari ma che la abitano e ci lavorano, devono andare via. Quindi cominciano a nascere queste piccole macchie, ma proprio se guardate la cartina all'inizio degli anni 20, sono piccole macchie, una qui, una là, 50 km quadrati, 20 km. Immaginate il Veneto, un piccolo comune di colpo diventa ebraico, un altro comune diventa ebraico, però sono tutti isolati. Gli arabi, meno male, gli scoccia un po' dover andare via, però vabbè, si spostano nel paese vicino e continuano, riaprono di nuovi campi e continuano ad andare avanti. Si va avanti così fino a metà degli anni 30. A metà degli anni 30 anche l'arabo, che è un po' addormentato, comincia a capire che c'è qualcosa che non va, perché comincia a vedere sempre più terreni acquistati dagli ebrei, dai sionisti, no, dagli ebrei in questo caso, che buttano via ogni volta gli arabi. E quindi cominciano a preoccuparsi di dire: oh, questi qui continuano a venire avanti, a un certo punto ci portano via tutta la terra. Perché l'operazione colonialista sionista non è come tutto il colonialismo del resto del mondo. In tutto il mondo il colonialismo ha sempre funzionato che conquisti un paese, lo sfrutti ovviamente, ma ci lasci la gente a vivere. Quando gli inglesi hanno conquistato l'India e l'India è diventata una colonia inglese, mica hanno mandato via gli indiani, li hanno tenuti lì, li hanno sottomessi, hanno sfruttato le loro risorse, e questo è il colonialismo classico. Il Portogallo ha fatto così con il Brasile, gli spagnoli hanno fatto così con tutti i paesi andini, il Perù, il Bolivia, Ecuador, eccetera, eccetera. Non è che li mandavano via, li conquistavano, li comandavano, li sfruttavano, si portavano a casa l'oro, oppure tutto quello che hanno portato a casa, ma li lasciavano lì. Il colonialismo ebraico invece caccia via man mano che compra i territori. Questa è la grossa differenza. A un certo punto gli arabi nel 1936 si trovano questi puntini blu che continuavano a crescere, cominciano a diventare tanti. E qualcuno comincia a dire: oh, non è che a un certo punto cominceranno a unire i famosi puntini e noi ci troviamo fottuti. Nascono dal 1936 al 1939 delle rivolte veramente violente in Palestina, perché gli arabi si svegliano di colpo. Nascono i primi leader arabi che cominciano a combattere sia i sionisti
che gli portano via la terra, sia gli inglesi che li mazzolano dal mattino alla sera, perché gli inglesi tacitamente, fin dall'inizio, hanno fatto il gioco dei sionisti. Appena arrivati hanno cambiato le leggi, tanto per iniziare. Quando gli hanno dato il mandato, hanno subito fatto una legge in Palestina. Pensate chi era il ministro delle colonie della Palestina, come si chiamava? Vediamo chi lo sa. Buttate un nome a caso. Winston Churchill, bravo. Winston Churchill, fascistone e razzista dichiarato, prima cosa che fa in Palestina è fa cambiare le leggi, per cui la legge dice che se un certo terreno il proprietario non si è fatto vedere per un tot di tempo, 3 anni per dire, quel terreno viene requisito automaticamente e passa agli ebrei. Siccome la Palestina erano grandi latifondi con i proprietari libanesi, turchi, era l'impero ottomano, quindi magari c'era un'intera vallata che apparteneva a un turco che stava a Istanbul. È quello che gliene fregava di venire a vedere le sue terre. 3 anni che non vieni, terra requisita e data agli ebrei. Quindi si cominciano a ritrovare circondati da piccole macchie, ma sempre di più, di solo ebrei, dalle quali, questi piccoli territori, gli arabi vengono cacciati. Gli ebrei fondano un sindacato, per esempio, degli operai, dei lavoratori della terra, ma gli arabi non possono accedere al sindacato. Gli arabi dicono va bene, almeno lasciatemi venire a lavorare, vengo al mattino, lavoro la terra, mi paghi e io torno a casa mia la sera. No, man mano che gli ebrei prendono il territorio, costruiscono proprio delle difese con le prime armi che avevano e li cacciano via e gli arabi man mano cominciano a scappare. Dal 36 al 39, rivoluzione generale, scioperi, proteste, roba che non avevano mai conosciuto da quelle parti, perché l'arabo è molto non fanno queste grandi rivoluzioni di gruppo di solito, sono molto personalistici, ognuno si occupa dei fatti suoi. L'arabo di qui con la tribù di quell'altro non ha niente a che vedere. Per la prima volta gli arabi uniti si arrabbiano tutti insieme. Cosa fanno gli inglesi? Fanno venire aerei, carri armati, mitragliatrici, tutte armi che lì non erano mai state viste, e nell'arco di 3 anni praticamente sterminano letteralmente tutta la leadership palestinese. Si arriva al 39 con l'inizio della seconda guerra mondiale con la leadership palestinese completamente decapitata. Li hanno tutti o uccisi o messi in prigione e poi uccisi o mandati via in esilio. Arriva la guerra, qui c'è grande svolta storica che nessuno riesce a capire. Come mai, oggi ci si pone ancora la domanda, come mai Israele controlla in modo così evidente gli Stati Uniti? Da dove nasce questo potere che la lobby sionista ha sugli americani, sugli Stati Uniti? Nasce nel 1939, quando gli inglesi, vedendosi avvicinare la guerra mondiale e temendo che gli arabi possano allearsi con Hitler, di colpo diventano molto più gentili con gli arabi, di colpo hanno voglia di parlare con loro, diteci cosa volete. Di colpo anche perché hanno bisogno di avere accesso ai pozzi petroliferi in Iraq e in Iran che gli serviranno per la guerra con Hitler. Quindi di colpo cambiano politica completamente. Fanno il famoso libro bianco del 1939, che è un punto fondamentale della storia, e il libro bianco inglese dice basta, vi abbiamo dato una casa, non avevamo detto che sarebbe stato uno Stato, non c'è scritto da nessuna parte che è uno Stato, la casa ce l'avete, mettetevi d'accordo fra arabi ed ebrei, fate uno Stato unico, fate le vostre leggi, votate, fate le vostre elezioni, buon divertimento. I sionisti ovviamente non ci stanno. Loro hanno sempre pensato fin dall'inizio che quella lì è tutta terra loro. Allora cosa fanno i leader sionisti? Chaim Weizmann, il vecchio primissimo presidente, e Ben Gurion, il futuro primo ministro, partono e vanno negli Stati Uniti. Prendono una nave, fanno una conferenza all'hotel Biltmore di New York, nella quale fanno convenire tutte le 600 delegazioni sioniste presenti già in America e grazie al fatto che loro controllano già con i soldini sia i deputati repubblicani che democratici, perché li hanno già tutti nella manica già dagli anni 40, convincono gli Stati Uniti a diventare i loro nuovi padrini. Respingono completamente gli inglesi, li ripudiano, tutto quello che gli inglesi hanno fatto per loro fino al 1939 non conta più, anzi l'inglese diventa un
nemico in casa. Da un giorno all'altro nasce un'organizzazione terroristica, scritto su Wikipedia, organizzazione terroristica sionista, chiamata Irgun, la quale comincia a fare attentati contro gli inglesi per mandarli via. Gli inglesi rimangono di sale, come fino a ieri siamo qui, vi abbiamo protetto, vi abbiamo ammazzato i palestinesi, vi abbiamo fatto di tutto, gli abbiamo tolto le armi, adesso voi ci cacciate, sì, sono fatti così. Li hanno cacciati, gli hanno fatto una serie di attentati e li hanno mandati via. A un certo punto gli inglesi non ce la facevano più a vedersi ammazzare i poliziotti, i soldati, la gente, diciamo gli enti governativi che stavano lì, tornano alle Nazioni Unite e restituiscono il mandato, il famoso mandato del 1920 che avevano ricevuto allora si chiamava Lega delle Nazioni, nel frattempo è diventata Nazioni Unite e restituiscono il mandato. E qui arriva il punto cruciale, è quasi finita, perché dopo il 48 ci fermiamo, il resto è roba recente. Arriva l'anno cruciale che è il 48. Nel 47 le Nazioni Unite si trovano sta patata bollente di questa gente che litiga dal mattino alla sera, tutti e due i popoli vogliono tutta la terra per loro e non sanno come fare. Allora le Nazioni Unite decidono di fare la famosa partizione, si chiama risoluzione 181, se sentite Mentana, se sentite Bocchino, se sentite Travaglio, tutti vi diranno che la risoluzione 181 delle Nazioni Unite stabilisce la divisione in due parti della Palestina, uno Stato arabo e uno Stato sionista, ebreo, per gli ebrei. Non è vero, dopo vi spiego perché, qui sta il grande trucco. La risoluzione 181 propone, in realtà, di dividere in due il territorio. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite non ha il potere di creare nuovi Stati, non è il Consiglio di Sicurezza, le cui risoluzioni sono obbligatorie, vincolanti. Le risoluzioni dell'Assemblea Generale, quella grande, quella che vediamo sempre in televisione, quella dell'Assemblea Generale, non sono vincolanti, non hanno potere di imporre tu, il tuo Stato inizia lì, finisce lì, tu da qui in là, non possono farlo. Fanno una proposta. Se le due parti accettano tutte e due questa proposta, allora le due parti si incontrano, fanno i loro trattati, tirano le righe fino a questo fiume, questo ruscello è mio, questa montagna è tua, comunicano alle Nazioni Unite che sono nate due nuove nazioni e da quel giorno esistono lo Stato palestinese e lo Stato Israele. Siccome gli arabi invece non accettano fin dall'inizio questa risoluzione, la risoluzione cade nel nulla, ma Israele fa finta di niente, fa come se gli fosse stata assegnata metà del territorio. E così nel maggio del 48, quando gli inglesi se ne vanno finalmente, 6 ore dopo che l'ultimo inglese è partito, il 14 maggio, Ben Gurion dichiara la nascita dello Stato di Israele, lungo i confini che non definisce però, lasciano aperti i confini. È nato lo Stato di Israele. Loro negli ultimi 6 mesi, dalla fine del 47 al 48, si sono presi praticamente tutto il controllo della Palestina. Questa è la parte della storia che non viene mai raccontata, cioè dopo che esce la risoluzione 181, novembre 47, al momento in cui gli arabi dicono no, non se ne parla nemmeno perché questa qui, perché devo darti metà della mia terra? Calcolate che in quel momento gli arabi erano il 93% della popolazione e gli ebrei possedevano solo il 6% delle terre di tutta la Palestina, quindi perché mai il popolo arabo dovrebbe dare più del 50%, che veniva, la spartizione dell'ONU dava più della metà allo Stato israeliano, capisci? Era un'ingiustizia totale. Era addirittura, secondo me, quella partizione fatta apposta per far dire di no agli arabi, in modo da avere poi la scusa per prendersi tutto. Comunque resta il fatto che nel maggio del 48 Israele dichiara unilateralmente la nascita di Israele e Truman, il presidente americano, 11 minuti dopo, cioè alle 6 di sera a mezzanotte di Tel Aviv, tra il 14 e il 15, quindi alle 6 di sera a Washington, Ben Gurion dichiara la nascita di Israele. Alle 6:11 il presidente Truman firma il riconoscimento dello Stato di Israele. Cioè non ha fatto neanche in tempo a spiegargli cosa era successo e che lui aveva già firmato praticamente. Si scoprirà dopo
che Truman aveva preso $2 milioni in valigetta per la sua campagna elettorale da parte dei sionisti, ma questo lo si scopre 20 anni dopo. In quel momento tutti hanno detto, chissà perché il Presidente ha così tanta fretta di riconoscere lo Stato di Israele. Comunque lo Stato di Israele nasce, come si dice in termini giuridici, de facto e non de jure, cioè di fatto si sono presi quella terra, ma de jure, cioè di diritto, non ne hanno mai avuto diritto. Poi dal 48 in poi, come dire, per loro è tutto in discesa, cioè man mano, una volta stabilito che si sono presi più della metà della terra e avendo un esercito sempre più forte, finanziato fra l'altro dagli stessi Stati Uniti, è chiaro che da quel punto in poi man mano si vanno avanti a prendere tutto. Siamo arrivati adesso che Gaza ormai è diventato praticamente terra loro. Vedrete che fra un anno Gaza sarà soltanto una distesa di tende dell'ONU, le case non ci sono più, e l'ultima che rimarrà sarà la Cisgiordania, cioè quella fetta, quella pancia che si vede sempre nelle cartine, dove ci sono ancora tutti i palestinesi che vivono lì arroccati e sotto occupazione. La zona di Gaza, quella pancia diciamo che sta appoggiata alla Giordania, che si chiama Cisgiordania, cioè di qua del Giordano, è una terra che inizialmente doveva far parte della conquista totale da parte di Israele. Israele nel 48 voleva prendersela tutta la terra, Ben Gurion la voleva prendere tutta. Qualcuno ha detto, se ce la prendiamo tutta, gli arabi ci attaccheranno tutti e noi perdiamo la guerra. Invece hanno fatto un accordo segreto con la Giordania, pensate che, scusate il termine, che bastardi, perché questa è stata una bastardata vera e propria, da parte della Giordania, hanno fatto un accordo segreto nella quale hanno detto, se voi non ci attaccate più di tanto, cioè se fate solo finta di sparare, l'esercito giordano era il più forte di tutti in quel momento, noi vi lasciamo questa pancia qui per voi. L'accordo è stato fatto e infatti la Cisgiordania è rimasta la Giordania. Grazie al fatto che la Cisgiordania non ha sparato praticamente un colpo, Israele, il nuovo Stato di Israele, ha potuto vincere la guerra e prendersi tutto il resto. Adesso ho fatto un gran casino perché non sapevo neanche più cosa volevo raccontarvi all'inizio, però bene o male il succo del tutto è questo. Israele esiste perché ha letteralmente preso con la forza una terra che non era sua, con l'aiuto e l'appoggio degli inglesi prima e degli americani dopo. Dal punto di vista legale, e lo dicono gli stessi avvocati internazionali sionisti, lo dicono loro, non c'è nessuna base legale per l'esistenza di Israele. Solamente Paolo Mieli in televisione fa finta che abbiamo diritto perché oppure Bocchino, oppure Mentana, che sono metà ignoranti e metà in malafede. Mieli sono sicuro che sia molto più in malafede che ignorante perché le cose le sa. Ma a parte questi, ufficialmente non c'è nessuna base legale, eppure questi stanno lì, si sono presi ormai praticamente tutta la Palestina e non gli basta, perché adesso vogliono prendersi anche un pezzo della Siria, hanno allargato anche il confine del Golan nella parte nord. Gaza ormai la salutano i palestinesi, è chiaro, e vedrete che con Trump presidente la Cisgiordania molto presto verrà incorporata nello Stato di Israele. Voi direte, perché non? Già che l'hanno conquistata nel 60, perché la Cisgiordania, scusate, nel 48 è andata alla Giordania con il patto segreto che vi ho detto. Poi nel 67, con la guerra dei 6 giorni, gli israeliani l'hanno occupata militarmente. Da allora è ufficialmente territorio occupato, li chiamano i territori occupati. La Cisgiordania è territorio occupato militarmente. Qualcuno in Israele da sempre ha voluto incorporarla subito. Hanno detto, prendiamola, è nostra, è terra biblica, questa qui è roba nostra, tiriamo questa riga col Giordano e chi se ne frega. Molti saggiamente in Israele hanno detto no, perché se incorporiamo la Giordania ci tocca incorporare anche tutti gli abitanti palestinesi e quindi demograficamente ridiventano loro una maggioranza e se diventano maggioranza poi possono votare e se possono votare non credo che voteranno per noi. E allora li hanno tenuti sotto occupazione. Adesso che ormai i coloni israeliani hanno preso ormai 2/3 della Cisgiordania e sono arrivati credo a 800.000 contro 2 milioni di palestinesi che ancora ci vivono, cominciano a fare i calcoli che anche se la incorporiamo restiamo comunque noi ebrei, la maggioranza del paese. E il buon Trump, che sicuramente ha tante qualità che piacciono a me e credo che piacciono anche a molti di voi, ha purtroppo un difetto che è molto debole
sul fronte di Israele, cioè totalmente venduto al potere di Israele e ai soldi di Israele. Già nel 2016 aveva accettato un contributo alla sua campagna elettorale da parte di un certo Sheldon Adelson, che era un famoso miliardario, il padrone di tutti i casinò di Atlantic City, ebreo ovviamente, che gli aveva finanziato la campagna elettorale con una botta da 50 milioni, non 50.000, 50 milioni di dollari, in cambio della promessa di trasferire l'ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme, cosa che Trump ha fatto diligentemente non appena diventato presidente. Adesso in queste elezioni che ha appena vinto, lui ha preso 100 milioni di dollari dalla vedova come ha detto che si chiama? Sheldon Adelson. Lei si chiama Miriam Adelson, penso a Sheldon Cooper di Big Bang, mi viene in mente, mi confondo. Ha preso 100 milioni di dollari dalla vedova di Adelson, Miriam Adelson, la quale però gli ha fatto promettere pubblicamente che la Cisgiordania diventerà parte di Israele. Quindi lui ha venduto il futuro dei palestinesi della Cisgiordania e voi vedrete che tra 1 anno, 2 anni, si comincerà a parlare di incorporare completamente la Cisgiordania in Israele. Dopodiché quei poveracci che già vivono in condizioni disperate perderanno anche quel minimo di controllo che hanno nelle zone che gli sono rimaste. La Cisgiordania è divisa in zona A, B e C. Almeno in una di queste 3 zone loro hanno ancora un po' di controllo, perderanno tutto e perderanno qualunque possibilità di avere mai il loro Stato. Questa è la gente che viveva lì da 1000 anni, che non ha mai fatto niente a nessuno e che grazie al giochino degli inglesi e dei sionisti si è vista letteralmente portare via la terra. Questo è il mio punto di vista, ovviamente altri storici vi daranno altre versioni. Se c'è qualcuno ebreo o israeliano che vuole intervenire e dire la sua, è benvenuto. Io non voglio fare assolutamente quello che impone il mio punto di vista, però dopo averlo studiato per 1 anno e mezzo sono molto convinto di quello che ho detto. Ti lasciamo riposare un attimo. Prima di passare magari a qualche argomento o alle domande, vorrei chiamare qui un attimo Mauro Abiti. Mauro, ci sei? Perché lui è stato gasato proprio laggiù. Ci può raccontare un'esperienza? Lui si è preso il gas, è stato gasato in quelle zone lì. Lui. È stato gasato in gas? Sì. Gastia. Buonasera a tutti, grazie di questo breve spazio e grazie Massimo per toccare questo argomento che a me tocca profondamente la pelle, perché innanzitutto io sono Mauro Abiti, sono un ricercatore indipendente per la sovranità monetaria e per la liberazione della Palestina. Sono stato personalmente 3 volte in tutto il Medio Oriente, Mosul, Iran, Siria, Giordania, Palestina, Ramallah, Gerico, Jenin. E come diceva Francesca, io mi sono messo davanti alle case dei palestinesi torturati, massacrati, violentati da 76 anni dallo Stato ebraico. Legge Knesset 2022. Io non chiederò non chiederò scusa agli ebrei, non chiederò scusa ai giudei, anzi la mia determinazione sarà sempre più importante per far conoscere a voi i crimini dello Stato ebraico e del giudaismo. Ho 5 minuti per raccontarvi 15 anni di studi e ricerche sulla moneta, la moneta debito. Faccio una domanda a voi. Alzi la mano chi sa cos'è la moneta debito e il signoraggio bancario. Sulle mani. Bene. In pochi, i 300 salirono alle Termopili e forse anche noi fra qualche anno ce la faremo. Veloce, devo correre. Allora, i banchieri piovrati, perché dico banchieri piovrati?
Avete visto quella scena raccapricciante la settimana scorsa per i 120 anni della sinagoga a Roma? Sì o no? Non avete visto l'intero apparato istituzionale con la kippah in testa, da Mattarella all'ultimo di sinistra al primo di destra? Non vi fa ragionare questo? L'inchino servile alla menorah. Alla menorah. Perdonatemi. Quindi il filo rosso che lega quell'inchino, quell'euro digitale a Babilonia 2500 anni fa è nelle scritture. Bibbia ebraica, Torah, libro del Deuteronomio, capitolo 15, versetto 6. Capitolo 15, versetto 6. Quando il tuo Dio ti avrà benedetto come ti ha promesso, tu farai prestito a molte nazioni, ma tu non chiederai nulla in prestito. Dominerai molte nazioni, ma esse non domineranno su di te. In questi libri, in questi testi, tutti gli ebrei pregano ogni giorno. Noi veniamo chiamati Goim, maiali. Aggiungo al film di Massimo di prendere in considerazione il trattato, l'agreement segreto di Sykes-Picot, 16 maggio 1916, la spartizione del Medio Oriente nel territorio A, nel territorio B, e divulgato poi dai russi. Scusa un attimo, già che hai citato Sykes-Picot, posso? Prego. No, mi spiace interrompere il tuo slancio, ma facciamo una parentesi perché è importante quello che dice lui. Io prima vi ho citato il doppio tradimento degli inglesi che hanno promesso nel 1915 la terra agli arabi e nel 17 agli ebrei, ai sionisti. Ma nel 16, fra le due, sono anche riusciti a promettersela a se stessi. Cioè hanno fatto un accordo segreto fra loro e i francesi, per cui gli inglesi e i francesi si dividevano in due tutta quella che chiamavano la Grande Siria, cioè quella che oggi è Siria, Libano, Palestina, Transgiordania, diciamo, quella lì, e un pezzo di Iraq. Se l'erano divisi a loro. Quindi in realtà il tradimento l'hanno fatto 3 volte. La stessa terra, che non era loro, l'hanno venduta 3 volte. La prima volta nel 15 agli arabi, la seconda a se stessi divisa con i francesi e la terza agli inglesi, tanto per capire il tipo di personaggi che abbiamo di fronte. Chiusa parentesi. Quindi, ripeto, capitolo 15, versetto 6. Da sempre hanno capito che con lo strumento della moneta avrebbero schiavizzato tutti noi. Allora io e Francesca, di cui abbiamo un cammino lunghissimo, nella truffa del 2020, io sperando che in quel momento le persone capissero di alzare gli occhi ai veri burattinai, invece continuavamo a parlare dei servi di Sion, da Speranza a Draghi, da Ghebreyesus a Burioni, in quel momento che dovevamo alzare gli occhi e capire chi è, da chi vengono manovrati questi fantocci. E allora qui dobbiamo capire chi è che emette, di chi è, diceva Auriti, professor Auriti, la proprietà della moneta all'atto dell'emissione. Se non riusciamo a capire questo, siamo morti come collettività, avremo l'euro digitale, un wallet, ok? Modello camionisti canadesi, wallet digitale, click da Bruxelles, da Francoforte o dalla sinagoga e siamo morti, chiuso. Allora, io e Francesca, io devo correre velocissimo, abbiamo un'intuizione, avevamo un cammino su questo punto fondamentale, tutto il resto sono cazzate. Solo chi emette la moneta ha il bottone nucleare. Chi ha depredato a noi questo pezzo di carta e ci scrive con la firma di Mario Draghi, in cui va a prendere il premio dallo statista. Lo statista è lo statista premiato dal rabbino Schneier nel 2021, ha il potere di vita o di morte su di noi. Sulle teorie dell'eroe Giacinto Auriti, che riprende nel libro, scrivetevi, le 5 risposte a Ezra Pound, il paese dell'utopia, ci dà
la bussola per andare a riprenderci quello strumento. Creiamo i ribelli monetari e in quel logo che voi avete con dietro i principi c'è una stato nota. Stato nota, non è una banconota emessa a debito per creare il debito infinito. Capitolo 15, versetto 6. Aldo Moro, minacciato dall'ebreo Kissinger, fece le 500 lire. Noi le abbiamo inserite in questo logo, abbiamo creato un canale Telegram, che lo avete in questo volantino, un sito internet, i 3 punti fondamentali, vi leggo solo il primo articolo del professor Auriti, 40 anni di studi giuridici all'Università La Sapienza di Roma. Articolo 1, quello che noi proponiamo nella legge popolare e che io spero che tutti qui questo giorno, questa serata, riusciamo a mettercelo dentro nella centralina. La moneta all'atto dell'emissione nasce di proprietà dei cittadini italiani e va accreditata dal Tesoro allo Stato. La truffa poggia su 2 pilastri fondamentali. La Banca d'Italia. Di chi è la Banca d'Italia? Com'è? È privata. Ma se è d'Italia, è dei cittadini? No. È partecipata da Banca Intesa, Unicredit, e dentro in Banca Intesa chi c'è? Dentro il BPM chi c'è? BlackRock? BlackRock da chi è fondata? Dall'ebreo Laurent Fink. 1913, il giudaismo internazionale prende gli Stati Uniti d'America, fonda la Federal Reserve. Chi è che la fonda? 5. Sì, però quella è quella decisiva. La quarta ce la fanno, è quella finale. Le famiglie Rothschild, Rockefeller, Warburg, Goldman Sachs, Goldsmith, tutte famiglie di matrice ebraica, si impossessano definitivamente degli Stati Uniti. Fantoccio di destra, Trump, fantoccio di sinistra, Obama, e in successione tutti quanti. Lo vediamo nell'esempio, nella fotografia, alla sinagoga per i 120 anni. Tutte le nostre istituzioni, finanza, Agenzia delle Entrate, Corte Costituzionale, sono tutti in mano a loro. Chiudiamo, 30 secondi. Canale Telegram, Ribelli Monetari. Proponiamo la proposta di legge popolare nei 3 punti, redatta dei primi 2 dal professor Auriti. Lo avete là in grande, quello simbolo. Vi chiedo di provare a togliere via tutti gli argomenti, perché senza lo strumento della moneta loro comprano politici, informazione, Facebook, medicinali, petrolio, Corte Costituzionale, hanno in mano tutto. Chiudo, solo una nazione nella storia dell'umanità si è ripresa la banca centrale. Noi vogliamo essere la seconda. Avete un canale Telegram, Ribelli Monetari, un sito internet, creiamo i gruppi da Vipiteno a Lampedusa, raccogliamo 1 milione di firme e andiamo a riprenderci la tesoreria di Stato, la Banca d'Italia e la sovranità monetaria. Grazie a tutti. Grazie. Grazie Mauro. Tra l'altro, chi di voi conosce Mauro Biglino? Che è stato un nostro relatore, è venuto a Vittorio Veneto tanti anni fa. L'altra sera l'ho sentito nell'intervista, quella che... Aspetta, non andare via, Mauro. Non andare via, Mauro, sta qua. Aspetta un attimo. Sta qua. No, volevo solo aggiungere una cosa a quello che hai detto tu, perché questa è una parte della storia che io so, perché avendo fatto metà del documentario fino a lì c'ero già arrivato. Uno si domanda come nasce questo potere dei privati di stampare i soldi, ed è una domanda che uno si fa finché non ha la risposta, continua a farsela. Alla fine del 600, quasi 1700, il re d'Inghilterra aveva perso con la Francia aveva distrutto completamente la flotta, non aveva più gli sgay per rimettere in piedi la flotta. Non aveva più soldi, voleva rifare la guerra contro la Francia, non aveva più soldi, era in bancarotta. Arriva un gruppo di banchieri privati, ebrei, ma non tutti, ma in gran parte ebrei, ma non sono tutti, ci sono anche non ebrei che sono comunque anche loro dei bei personaggini, per non usare altre parole.
arriva il gruppo dei banchieri privati che va dal re e gli dice: ma scusa, che problema c'è? Tu hai bisogno di soldi? Sì. Guarda, tu dai a noi il diritto esclusivo di stampare moneta e noi ti diamo tutti i soldi che vuoi. Se voi foste il re cosa direste? Sì, come no? Dai, stampa. E gli dà in cambio il diritto di stampare, esclusivo di stampare moneta. Nasce così la banca centrale nelle mani dei privati. Dopodiché i privati, che non sono proprio dei santarellini, dicono: noi ti diamo tutti i soldi che vuoi, ovviamente, ma tu naturalmente ci permetterai di raccogliere l'8% di tasse dei tuoi cittadini come interesse. Ma certo, dice il re, sai che cacchio gliene frega lui? Tanto vanno dai cittadini a prendere le tasse, no? Mica da lui. E così nasce questo meccanismo perverso per cui questi stampano i soldi, lo danno al re, oggi lo danno agli stati, ma è la stessa cosa. Quindi il re è schiavo di questi che gli stampano i soldi perché dipende da loro, e noi cittadini siamo i coglioni, dobbiamo andare a lavorare per pagare gli interessi di quei soldi che loro hanno stampato a gratis. Detta proprio in soldoni, nasce così l'idea della banca centrale. Tanto paracula questa storia, ecco perché ho detto prima la quarta volta, che per 3 volte il Congresso americano, quando ha visto nascere questa banca centrale, questa era quella in Inghilterra, in America ci hanno provato 4 volte. Anche lì hanno fatto il giochino, stampiamo noi soldi, non ti preoccupare, te li diamo, dacci gli interessi, eccetera. Per 3 volte i presidenti americani hanno fatto chiudere la banca centrale. Uno l'hanno ammazzato, il secondo si chiamava Jackson, non è morto, gli hanno tirato 2 pallottole in pancia che non si capisce neanche come sia sopravvissuto, ma è praticamente morto anche lui. E il terzo era Ulysses Grant, mi sembra, non mi ricordo più. Alla fine dell'Ottocento per la 3ª volta è stato ammazzato. Il quarto, John Kennedy, scusate, stava cercando nuovamente di togliere alla Federal Reserve, cioè la banca privata, il potere di stampare i soldi. Aveva iniziato a stampare i famosi dollari d'argento di Kennedy, che erano stampati dallo Stato. Kennedy è morto con 3 pallottole in testa e oggi l'unico posto in cui trovate quei dollari d'argento è nelle macchinette di Las Vegas, che sono tutti finiti lì perché così ti giochi $1 per volta, invece di giocare 25 centesimi, sono tutti lì a Las Vegas. Questa è la fine che ha fatto l'ultimo presidente che ha provato a togliere il controllo della stampa del denaro alle banche private. Sì, stavo dicendo che Biglino, un'intervista, quella che ha fatto con Aldo, Giovanni e Giacomo lì, ha parlato proprio del versetto che citava Mauro perfettamente, quindi anche lui ha detto, cioè lo stanno facendo e lo hanno imparato migliaia di anni fa. E quindi sì. Non lo negano neanche. Non è che se vai da un ebreo e dici: oh, ma c'è scritto così, è vero? Sì, ti dice. Sì. Noi siamo così. E per chi vuole capire proprio dall'ABC di come funziona tutta questa cosa, domani pomeriggio, io a Vittorio Veneto lo faccio ogni 2 mesi, domani pomeriggio è il momento del seminario di macroeconomia che tengo, bisogna investire, non perdere, investire un pomeriggio di 4 ore e voi verrete, chi ha piacere di venire, viene, impara dalla alla Z come funziona tutta questa cosa. E l'ho intitolato La grande truffa, tasse e debito pubblico. Questa sera avevo anche qualcosa da farvi vedere, però purtroppo ci hanno detto che il proiettore non funziona e io ho detto benissimo, invito un regista. Mi raccomando che ci sia il proiettore e il proiettore non funziona. Vabbè, Vittorio, vivo un po' adesso. Mi raccomando, porta qualcosa di interessante per la mia gente, mi ha detto. Non venì con le solite cagate, mi ha detto. No, non ti ho detto. Il senso era quello. No, io speravo, no. Io gli ho detto, porto il video della... No. No, io speravo che portasse un pezzetto di quello delle banche, perché io ho pensato, allora, conoscendolo, perché lo conosco da quando ha aperto il luogo comune. Poi ci siamo conosciuti in persona, conoscendolo, cioè, avete presente la mente analitica che lui ha, eccetera, eccetera. Allora io ho detto, se lui mi finisce questo film sulle banche e lo facciamo girare, non ce n'è più per nessuno, perché è impossibile non riuscire a capire come funziona il sistema bancario. Comunque chi vuole sedersi con noi un pomeriggio divertendosi, perché è molto divertente, ci sarà anche Sara Gamberoni. A proposito, Sara, sei arrivata? Che non ti ho visto? Ciao carissima, lì c'è Sara Gamberoni, poi se qualcuno vuole salutarla, sarà con noi anche lei domani pomeriggio perché era veramente interessata a capire questa cosa. Io lo sto portando avanti da
Qui c'è anche un altro caro amico, Elia, abbiamo cominciato insieme nel 2012 e poi un po' il gruppo si è sperso. Dal 2012 adesso sono ancora qui che lo faccio, perché dico sempre alle persone: come facciamo poi a far sapere queste cose? La prossima volta portate 2 amici. Cioè, se tutti quanti noi cominciamo a fare il passaparola su determinati argomenti, in giro di pochissimo tempo, cioè poi non ce n'è più per nessuno. Allora, se 500.000 persone vanno a firmare per qualche cosa, prendono le 500.000 firme e probabilmente li infilano nel cassetto. Se quando sarà il momento per fare qualcosa per la nostra moneta vanno a firmare 15 milioni di cittadini, il giorno dopo per loro è finita. Voi capite che siamo su altri ordini. Qualcosa si dovrebbe muovere. Ti ripasso la parola. Allora, io direi a questo punto Domande aperte, libere, chi è il più coraggioso, il primo che viene avanti. Sì. Allora, siccome siamo proprio full, manca anche il gelato da lanciare al pubblico. Chi ha delle domande si appropinqua e passiamo il microfono. Con calma, mettetevi tutti di qua o di là e noi uno alla volta vi passiamo il microfono. Domande, non conferenze. Come la comunione, tutti in fila? No, perché io ho qualche mio pollo qui che conosco, che se gli dai il microfono dopo glielo devo andare a strappare con la forza. Domanda velocissima. Hitler. Mi sono sempre chiesta, ma perché diavolo ce l'aveva tanto con gli ebrei? Ho letto Giuseppe Berto che avevo 10 anni probabilmente, poi Primo Levi, e mi sono fatta tutta una cultura senza mai capire perché ce l'avessero tanto con gli ebrei, e mi hanno sempre fatto tanta pena. Poi sono andata a vivere a Los Angeles, 12 anni, ho cominciato a capire tante cose. Mio marito lavorava nel campo del cinema e lui medio orientale, e non capivo perché non riusciva mai a fare neanche un minimo di passo in avanti, perché non era una persona sprovveduta o poco dotata. E ho cominciato a capire tante cose sul mondo del cinema che sembrava appunto dominato dal... Senza sembrava. Esatto. Poi ho lavorato per l'Italian Trade Commission, quindi sono entrata anche nel mondo del commercio, dell'importazione dei prodotti. Chiedo scusa, domanda personale, conoscevi Soria? Chi? Soria? No, io sono vissuta là dal 78 al 90 circa. Ok, lui è arrivato dopo. Sì. E mi sono sempre chiesta anche lì, cioè ho conosciuto un po' di mondo sia delle banche, ma poco e male. Poi ho continuato a lavorare, sono tornata in Italia, eccetera, e non mi sono mai interessata, non ho mai approfondito queste cose. Dal 2017 mi sto ponendo, quando ho conosciuto Stefano Montanari, quando ho conosciuto tutta una serie di... La domanda. Hitler. Sì. Perché ce l'aveva? Io ho cominciato poi a capire un pochino, a mettere i puntini insieme. Ma Hitler, perché? Beh, guarda, se io fossi presuntuoso proverei a darti una risposta. Nel senso che anche se ciascuno di noi che studia un po' la faccenda può farsi la sua idea, ma che io ti possa dire perché Hitler odiava gli ebrei, proprio non me la sento, anche a livello di opinione, non me la sento sinceramente. Sì. Posso dire una cosa, per esempio, che Hitler aveva creato un sistema monetario che ai grandi banchieri ebraici non piaceva affatto, per esempio, però lasciamola lì. Allora, senza tirarmi le ire di nessuno, grazie, senza tirarmi le ire di nessuno, da noi qualche mese fa, e mi dispiace perché ce la sarà quasi vuota, è venuto il professor Matteo Simonetti. Te lo ricordi che abbiamo fatto quel bellissimo convegno a Campodarsego? C'era lui, Giulietto Clesa, Blondet, tu, Messora, insomma c'erano tutti, e ha presentato il suo libro Hitler e Fichte, capire il nazionalsocialismo. È stata una conferenza strepitosa. Io ovviamente è su YouTube, c'è il canale Salus Bellatrix YouTube, andate a vedervelo perché quel libro è stupendo, ma spiega anche che Hitler, al di là del fatto dei banchieri, della moneta e tutto, che comunque sono cose che sappiamo, ma spiega anche delle cose personali, perché noi Hitler lo vediamo sempre come una macchietta, no? Come ce lo fanno vedere magari nell'ultimo periodo. Lui è andato a verificare quella che era la biblioteca di Hitler, di quanto quell'uomo leggeva un libro a notte,
e negli Stati Uniti hanno portato via tutto e hanno la lista, e lui si è fatto mandare, o è andato addirittura lì e gliele hanno mostrate, e lui ha visto i libri che leggeva con tutte le annotazioni a fianco, e poi ha raccontato un sacco di cose da rimanere allibiti. Quindi quando avete voglia di passare un'oretta e mezza, capire, entrare proprio nel sistema, anche con la domanda che ha fatto la signora, andate a vedervelo, perché vi assicuro che, come la maggior parte delle nostre conferenze, comunque è molto molto illuminante. Buonasera Massimo, buonasera Francesco. Buonasera. Per un attimo ho detto, oddio, arriva Calderoli. Ho ucciso per molto meno. Comunque invito la Francesca magari di postare quel video che non si è visto qui sul tuo gruppo chiuso, se vorrà Massimo. Chiuso sì. È chiuso, sì, no? Se è chiuso sì, va benissimo. Anzi, da domani glielo passo subito, te lo copi così puoi metterlo lì. Giusto, bella idea. Beh, passo alla domanda veloce. E pare che in Russia la banca centrale non sia più sotto l'influenza Rothschild, ed è per questo probabilmente che è iniziato la presa di mira da parte della NATO della Russia. Con i tuoi studi che hai fatto recentemente, confermi qualcosa? Dimmi la tua versione. Allora, con totale onestà, proprio totale, con i miei studi, io prima la materia, come ha detto lei, che 15 anni fa proprio non conoscevo, mi sono messo a studiarla da torinese pistino come sono, e sono arrivato però soltanto al 1913, cioè alla nascita della Federal Reserve. Come dire, fino a lì la so. Tutto quello che è dopo ho delle intuizioni, non me la sento di darti un'opinione, anche su questa che è una domanda un po' come quella della signora prima di Hitler, no? Cioè, c'è il sospetto chiaramente. Tu quando vedi i grandi poteri internazionali che si focalizzano contro qualcuno, scopri sempre che stranamente il sistema bancario non gioca la partita che vogliono giocare loro. Sarà una coincidenza? Non lo so, non si sa. È curioso che nella storia Gheddafi voleva fare come si chiama? Il dinaro africano, il dinaro d'oro. Quello è il motivo vero per cui è stato fatto fuori. Mica per 4 gocce di petrolio che c'aveva lì, che ce l'avevano già, se lo compravano comunque al 50%, ma se lo compravano. Era per quello, perché volevano l'indipendenza monetaria dell'Africa. Tanti auguri, è arrivato Sarkozy subito, l'hanno mandato come una fionda e in 2 anni l'hanno fatto fuori. Questa roba Sankara, molti anni prima. Sankara non so, aveva tentato anche lui una banca centrale sua? Messo in discussione il debito mondiale, c'è quel bellissimo discorso per cui l'hanno fatto fuori immediatamente. Esatto. Diciamo che tutti quelli che si sono messi contro i banchieri centrali gli è sempre andata male per qualche motivo. Sarà una sfortuna. Cosa vuoi che ripeto, la parte di Kennedy secondo me è molto interessante. Il penultimo prima di Kennedy è stato Lincoln. Lincoln, per fare la guerra, quando i banchieri, come si chiamano, gli strozzini delle banche americane private offrirono i soldi a Lincoln per fare la guerra, gli chiesero il 30% di interesse. E Lincoln disse: scusate, me le faccio io. si è messo lì con la macchinetta a stamparsi i soldi. Il famoso greenback, il famoso dollaro verde dietro, l'ha creato lui. Ha detto: perché devo dare il 30% a voi? Me li faccio io e sono miei. Sono il presidente degli Stati Uniti, sì o no? Sì, però muori. Infatti appena finita la guerra civile poi è morto. Sono sempre poi assassini solitari strani, che hanno una mira, vanno sempre a beccare quelli che vogliono andare contro le banche. Questi assassini solitari hanno un vizio molto particolare. Assassino solitario, Booth, quello di Lincoln. Assassino solitario, quello che ha cercato di uccidere Andrew Jackson. Un altro pazzoide trovato che è uscito non so dove, ce l'aveva con Andrew Jackson, solo con lui. 2 pallottole in pancia, il giorno dopo che lui aveva deciso di chiudere la banca centrale. Oswald, un altro assassino solitario anche lui, insomma è una sfilza che non finisce più. E devo ancora studiare bene che cosa è successo a Aldo Moro. Lì mi tengo una bella parentesi perché, ripeto, non l'ho ancora studiata, ma la puzza di bruciato c'è anche lì, secondo me. C'è.
Allora, prima della domanda a Massimo, volevo rinnovare l'invito a tutti quanti in sala di frequentare il corso sulla moneta e anche di documentarsi. Prima, quando è stata fatta la domanda a quanti di noi qui conoscono il tema della moneta, la sovranità monetaria, eravamo una minoranza. Ecco, io mi sento di dirvi con tutto il cuore, non facciamo l'errore di pensare che per capire la questione della moneta bisogna essere laureati in economia, bisogna lavorare no, anzi, io vi garantisco che chi è laureato in economia fa più fatica a capire veramente cosa c'è dietro la moneta, perché vengono fuori molto inquadrati col paraocchi. E quindi vi rinnovo l'invito. Esatto. Ecco, invece la domanda che volevo fare a Massimo era questa. Allora, tu nel racconto che ci hai raccontato prima, hai sempre parlato di, per esempio, Israele, Stati Uniti, inglesi, eccetera. Invece, per esempio, Mauro Abiti nel suo intervento ha introdotto i nomi, i cognomi di qualche famiglia, no, che alla fine sono sempre loro, alla fine, da Babilonia veramente fino ai giorni nostri. Ecco, volevo capire da te come la vedi tu questa cosa, cioè nel senso, perché sappiamo che il famoso deep state, che alla fine sono sempre loro, è trasversale agli stati, non sono, a volte forse è più prudente, cioè non etichettare con i nomi degli stati, delle nazioni, ma che ci sono queste famiglie che un po' sia qui, sia lì, sia su, sia giù, fanno un po' questo gioco. Come la pensi tu? Guarda, la dichiarazione Balfour è scritta da un ministro degli esteri inglese al Dear Lord Rothschild. Non è scritta a un'entità sionista. Caro signor Rothschild, in ginocchio quasi, le comunico la grande disponibilità della mia nazione a fare uno Stato per voi dove lo volete voi. Cioè, più in ginocchio di questo. Perché mai un ministro degli esteri deve svegliarsi un mattino e scrivere una lettera a un banchiere dicendo che il suo governo ha deciso di fondare una casa nazionale per gli ebrei in Palestina? Se non è quel banchiere quello che lo controlla. E quel banchiere magari gli ha telefonato la sera prima e gli ha detto: sarebbe carino se magari lei facesse una letterina, in modo che così noi possiamo farla vedere a tutto il mondo, così sembrerà che l'avete avuta voi l'idea, no? Se no magari dicono che sono stato io. No, non si preoccupi, domani le mando la letterina. Funziona così. Ripeto, Truman, presidente degli Stati Uniti, ha riconosciuto lo Stato di Israele nato in modo illegale 11 minuti dopo. Cioè aveva già pronto il fax, una volta non c'era come si chiama? Il cable, no, neanche, sì, il cablogramma, pronto da mandare a tutte le ambasciate del mondo alle 6 e 11 minuti dopo. Si è scoperto, e sapete chi lo ha rivelato? Che Truman aveva preso $2 milioni. Truman, allora scusate, parentesina divertente. Truman diventa presidente per sbaglio perché muore Roosevelt. Roosevelt era molto malato e era già al quarto mandato durante la guerra. Truman era il vice. Era talmente un tirapiedi Truman che non sapeva neanche che c'era in corso il progetto Manhattan per fare la bomba atomica nel New Mexico. Cioè Roosevelt aveva iniziato il progetto per la bomba atomica e Truman, il vicepresidente, manco lo sapeva. Quando Roosevelt è morto e lui è diventato presidente, hanno dovuto spiegarglielo. Cioè per dire che tipo di scalzacani che era uno che non contava niente. Da un giorno all'altro Truman finisce il quarto anno, diciamo, siamo nel 48, e va alle rielezioni, vuole essere rieletto. A quel punto era talmente insignificante quest'uomo che tutti lo davano per sconfitto. C'erano addirittura già pronti i giornali con il titolo Dewey, che era il suo avversario, ha vinto le elezioni. Dewey president. Dewey era l'avversario di Truman alle elezioni. Ma 20 giorni prima delle elezioni, quando lui era sul treno, la campagna elettorale si faceva con il treno una volta negli Stati Uniti, non c'era l'aereo che andava da uno stato all'altro, partivano con il treno, nell'ultima vagone dietro compariva il presidente, si fermava nei paesini, faceva il discorso direttamente dal balconcino del treno, manco scendeva e ripartivano. Su quel treno è andato a trovarlo un famoso leader sionista,
che gli ha consegnato una valigetta con $2 milioni per chiedergli se aveva per caso intenzione di riconoscere lo Stato di Israele non appena fosse dichiarato. Truman, dopo 11 minuti, ha firmato, da quando è nato lo Stato di Israele, ha firmato il riconoscimento. Naturalmente, una volta che ha firmato gli americani, poi sono arrivati anche tutti gli altri. Ma se gli americani non l'avessero firmato, a quest'oggi non sappiamo ancora dire con certezza se lo Stato di Israele esisterebbe o meno. Questo è per dirti la potenza che ha questa gente, di condizionare le elezioni a qualunque livello. Addirittura la lobby sionista che si chiama AIPAC si è vantata in queste ultime elezioni appena finite, queste qui che ha vinto Trump, ha fatto scusate, lo so che state aspettando, ma un attimo, finiamo solo sta cosa qua. Ha fatto una locandina, una pubblicità il giorno dopo le elezioni dicendo 213 vittorie, perché quando vai a votare in America non c'è solo il presidente o i senatori, c'è presidenti, i senatori, i deputati, se tutta la scala scende fino allo sceriffo della tua città. Quindi l'AIPAC si vantava di avere vinto 213 elezioni di politici che loro avevano appoggiato e sotto c'era scritto 16 sconfitti. Chi erano i 16 sconfitti? Quei 16 senatori e deputati che avevano osato mettersi contro Israele negli ultimi 2 anni. Cioè loro hanno la capacità di creare o di distruggere una carriera politica. Adesso capite perché ovviamente tutto il Senato americano si alza in piedi quando viene Netanyahu a parlare alle Camere congiunte. Buonasera Massimo. Volevo parlare a proposito del discorso delle elezioni che è stato affrontato più volte durante le trasmissioni con Frabetti e quelle cose lì io sento più volte, per cui c'è sempre la posizione di dire è importante eventualmente che il numero sia veramente basso affinché gli eventuali eletti si possano sentire delegittimati a governare, temendo, perché hanno una folle paura appunto di una scarsa affluenza di elettori, temendo di sentirsi delegittimati e temendo che qualsiasi loro atto possa essere ignorato, comunque non seguito dalla popolazione. Ti ho sentito più di una volta dire che gli farebbe un pernacchio, dire ok, tu decidi. Sì, ho capito. Ecco, io volevo, invece, siccome non sei d'accordo? Si è detto fino adesso, no, è solo, mi stavo chiedendo una cosa, non è che sono d'accordo, è un dubbio. No, quello che, siccome si è parlato fino adesso, insomma, un presidente degli Stati Uniti fa una cosa che non va a qualcuno e lo fanno fuori. Cioè ci sono poteri forti che comunque stanno sopra quelli che noi chiamiamo istituzioni. Cioè le istituzioni come noi le conosciamo sono lì ad eseguire degli ordini e a dare la parvenza di democrazia per avere un certo controllo. Prego, scusi. La domanda. La domanda è questa. Ma non è che la loro paura, più che del fatto che la popolazione possa fare un pernacchio loro, sia il fatto che a un certo momento si definisca che loro non servono più, perché non servono più al loro scopo e che quindi hanno paura proprio di che tutta la classe politica sia eliminata e sostituita da qualche cosa che effettivamente prosegua quella che comunque diciamo la capacità di controllo che sta al di sopra della classe politica. Grazie. Diciamo che ho capito. Allora, però per sicurezza faccio una risposta generica perché non sono sicuro di aver capito. Allora, i livelli sono 2 chiaramente. Uno è il livello della politica, prima Mauro li ha chiamati draghi, camerieri, eccetera, eccetera. Quello lì è il livello della politica che noi vediamo. Poi è chiaro che sopra c'è almeno un livello, se non di più, di invisibili, che sono quelli che comandano, quelli che noi vediamo tutti i giorni. Quindi è chiaro, da un certo punto di vista, che finché te la prendi con un Salvini, con una Meloni o con un Di Maio, lasciamo perdere, con un Conte, o con qualunque, ogni volta che lo dico mi viene un nodo alla gola, perché non riesco a pronunciare quel nome con serenità ancora. Però è anche vero che noi il potere ce l'abbiamo su questi.
non sui banchieri centrali che comandano Draghi, il quale poi viene a comandare noi, capite? Quindi noi cosa possiamo fare dal basso? Secondo me, questa è la mia teoria che vado ripetendo da tempo, secondo me bisogna porsi una domanda: perché quando arrivano le elezioni sono tutti lì come dei disperati a fare campagna elettorale, a promettere, a cercare? Perché i voti nostri li vogliono in qualche modo. A cosa gli servono questi voti? Andare a occupare quei posti che gli daranno tutti quei privilegi e dai quali poi quelli sopra gli dicono cosa devono fare. Noi però il potere di non dare questo voto ce l'abbiamo. Allora, quando io dico così, molti mi dicono: ecco, tu inviti all'astensionismo, anche se inviti all'astensionismo non voti tu ma vota qualcun altro per te, basta che votino in 5 in Italia, il governo lo fanno comunque, tu sei lì come un pirla che non hai neanche votato, eccetera, eccetera. È un ragionamento valido a breve termine, cioè da oggi a domani è vero che se non voto io, quelli se ne fottono, tanto ci sono tutti gli altri che votano, la loro maggioranza, anche se stanno addirittura sotto il 50%, se la fanno comunque la cosa. Ma a lungo termine, il mio discorso è sempre a lungo termine, quindi sto parlando di generazioni, sto parlando di una cosa che io sicuramente se succede non la vedrò, ma almeno non in questa incarnazione, magari faccio in tempo a tornare e a vederla ancora, ma in questa vita sicuramente no. Il discorso a lungo termine è che finché noi il voto non lo diamo, siamo ancora noi a dettare le condizioni. Allora io dico, se per esempio esistesse in Italia, stasera noi fondiamo un movimento, non un partito, un movimento che dice: vuoi il mio voto? Vienilo a prendere, le mie condizioni sono queste. Prima di avere il mio voto, tu fai, per esempio, una legge che mi rimette l'elezione nominale, cioè io scelgo la persona, io voglio lui che vada in Parlamento, quel signore lì, non il partito, voglio lui che vada in Parlamento a rappresentarmi. Perché? Perché se poi lui non fa quello che mi ha promesso di fare, io gli faccio un culo così a lui, non al partito. Cioè io voglio poter avere il controllo, e poi voglio una legge, un sistema che esiste già in America, quindi so che si può fare, grazie al quale io dopo un anno, se lui non fa quello che ha promesso di fare, e se io decido, perché magari poverino non lo fa perché non lo lasciano fare e lui mi dà tutte le motivazioni, ma se per caso lui cambia idea e si dimentica, per esempio come quel tizio di cui parlavamo prima, che fino alle elezioni del 18 mi diceva andiamo lì e usciamo dall'Europa, e poi lunedì mattina va al governo e si è dimenticato completamente di questa storia, io quel Di Maio lì, dopo un anno, voglio poterlo richiamare, cioè rimandare a casa. In America c'è un sistema del genere, si chiama recall, proprio. Recall vuol dire richiamare, ciccio, a casa. Dopo un anno, se un governatore non piace o non fa quello che aveva promesso, con un referendum, credo, di 1 milione di persone, con 1 milione di voti, tu puoi fare un referendum per mandarlo a casa. Ed è capitato proprio con l'ultimo governatore della California. Quello di prima ha fatto talmente schifo, detto proprio in modo, che l'hanno recall. Dopo un anno l'hanno chiamato e l'hanno mandato a casa e ne hanno messo un altro. Io voglio una legge in Italia che mi permette in qualche modo di mandare a casa il parlamentare, non dopo 5 anni che si è fatto tutti i cavoli suoi, che si è preso 20.000 euro al mese per 5 anni, che si è grattato la pancia per 5 anni, mentre io stavo a casa a incazzarmi perché non si ricordava più le cose che mi aveva promesso. Ma dopo 6 mesi, dopo un anno voglio poterlo mandare a casa. Fate una legge del genere, fate una legge che mi permetta di votare il singolo in modo che io so chi è che mi ha fatto le promesse con nome e cognome e io torno a votare. Provate a pensare se tutta l'Italia di colpo facesse così. Vogliamo, prima di tornare a votare, una legge del genere. Fatela, se no non vi votiamo. Tutti. Sarebbe il massimo. Ovviamente non succederà. Perché c'è sempre quello che, come dicevo prima, che dice no, ma tanto io se non voto io voto a quell'altro, quindi poi lui è comunista, io sono fascista, quindi lo foto, eccetera, eccetera. Col giochino fascista-comunista, purché non vincano loro continuano a votare gli altri, con gli altri continuano a votare perché non vincano gli altri, e con gli altri continuano a fare quel cacchio che vogliono e non sono mai tenuti a tenere fede a quello che hanno promesso. Io, uno come Di Maio, che mi ha detto usciamo dall'Europa, io l'ho votato e il giorno dopo si è dimenticato. No, ha detto scusate, facciamo il referendum per uscire dall'Europa. Io sono ancora lì che lo aspetto, sto referendum. Se ne è completamente dimenticato. Uno così, io dopo 6 mesi gli dico, Ciccio, scusa, l'avevi scritto così, come mai? Si è dimenticato. A casa, fuori dalle balle, se no non ti votiamo più. Io credo che è una mossa disperata,
ma è l'unica cosa che abbiamo, è non dare il voto fino a che non abbiamo delle condizioni che ci soddisfano. Indipendentemente poi se uno vota a destra, a sinistra, in centro, in alto, in basso, dove vuole lui. Ma il principio deve essere quello. Se io non ho il controllo, io ti do il voto e poi tu fai quel cacchio che vuoi. Guardate la Meloni. La Meloni, io non l'ho votata, però la Meloni preelettorale era una che secondo me, secondo quello che avevo capito, che mi aveva fatto capire, non dico che volesse uscire dall'Europa, ma sicuramente andava a piantare i piedi in Europa, sicuramente era favorevole a togliere le sanzioni alla Russia, perché lo aveva detto lei in Parlamento. Io ho ancora il video del 2016, che si incazzava con Obama perché ci aveva obbligato a mettere le sanzioni contro la Russia e non fanno bene all'Italia. Ecco, se io avessi votato una così e me la ritrovo il giorno dopo che va a leccare le orecchie a Biden e a fare quella che praticamente è la cagnolina pechinese della NATO, finite voi la frase perché io non... Cioè, e mi girano coglioni, scusate. Allora siamo di fronte a una presa in giro. Non so se ho risposto alla tua domanda, però insomma il mio tema è quello, dicevo, non so se ti ho risposto alla fine. Sai, si chiama democrazia rappresentativa, no? Allora rappresentami. Cioè, tra l'altro li mettono per iscritto i programmi. Io ho ancora il programma del 5 Stelle, del 18, che dice superamento dell'obbligo vaccinale. È scritto in italiano, non è che è difficile da capire. Superamento dell'obbligo. Cosa vuol dire superamento dell'obbligo? Togliere l'obbligo vaccinale, no? Superamento è un termine carino per non offendere quelli che l'hanno messo. Ma come lo superi l'obbligo vaccinale se non togliendolo? Invece, ecco, col super vaccino, bravo. Invece l'hanno raddoppiato, l'hanno messo anche per i vaccini che ancora non esistevano, capisci? E si è riscritto. E io me lo devo tenere davanti per 5 anni, a guardarli che si fanno i soldini, che guadagnano i soldi, che vanno in giro con l'auto blu e che hanno anche il conto particolare nella banca di fronte al Parlamento solo per loro, dove gli danno gli interessi, dove pagano i soldi allo 0,2% loro. Cioè hanno anche tutti i privilegi. Ecco, un'altra legge che bisognerebbe fare è che il parlamentare deve guadagnare come il minimo sindacale degli operai. Ci tieni veramente a fare parlamentare? Vai e guadagni quanto il metalmeccanico della Breda, più 50 lire per l'acqua minerale, ti do quello in più, basta. Ma non 15 o 20 mila euro al mese, più tutti i vantaggi e privilegi che hanno, sennò quelli non li schiodi più. E fra l'altro ti trovi gente lì che c'è andata proprio perché vuole portare a casa i 20.000 euro al mese. Non so neanche più di cosa. Avanti un altro, dai. Indipendentista veneto in arrivo. Alzate la mano, indipendentisti veneti. Oh, pochi. Vabbè, dicevo prima lui. Quindi... sono i disinformati. In tempi non sospetti, l'ho detto, lo dicevo prima lui dietro le quinte. Io ci sono 2 indipendentismi che sostengo, uno quello del Veneto e uno quello dei catalani. Secondo me sono 2 regioni che sono abbastanza grosse e mature da avere diritto ad avere uno Stato loro. E lui giustamente mi ha detto anche i sardi però avrebbero diritto, è vero, i sardi, ma li ero dimenticati. Comunque a te. Allora, visto che hai tirato in ballo gli indipendentisti... colpa mia. Ti do una moneta che potrai spendere in tutto il mondo e ce la stampiamo noi, ce la coniamo noi, veneti, è di argento massiccio, quindi la puoi spendere tranquillamente in Sudafrica, in Alaska o forse anche in Botswana. In quanto cazzo pesa però? No, di oro ce l'ho ma non la porto. Popolo Veneto 2019, falso valor. Sì, perché non è un valore dichiarato. Oggi ci compri una carriola di patate e domani ci compri un camion di patate. È sempre 20 grammi di argento. E dietro c'è scritto Venezian scudo Veneto falso valor. Quanto vale? Falso valor. Qualche vale? Va bene. È il tegno. Ma davvero me lo regalo? Te la regalo. Vabbè. Vedrai che quando sarai alla canna del gas perché hanno fatto click sul tuo conto bancario, tu vai con quello una gazzosa te la compri. Verrò quel giorno in Veneto che sarà una nazione indipendente a questo punto
Grazie. Allora, non hai tutta la sera parlato di Askenaziti. E io 10 anni fa, o forse 12, non so quando... C'ha ragione quello là che mi ha detto vuoi morire prima. Vabbè, cazzo. Alla fine usciamo da dietro noi dopo. Ero so io che ti ho detto che ti volevi morire No, prima. Ero seduto là io. Te l'ho tu? detto io. Ah, okay. Allora... Tutto quadra. L'assassino e il mandante, è la stessa cosa. Vai. Allora, 10 o 12 anni fa, non so, un bel periodo fa, ho letto, e non so dove, se su un libro di un amico intanto che aspettavo che cucinasse qualcosa, o dal dentista che magari era più colto della media, ho letto che alla conferenza di Versailles, quando è finita la prima guerra mondiale, da un lato del tavolo, per gli alleati che avevano vinto, c'era un Warburg, consigliere economico, e dall'altra parte del tavolo, per i tedeschi che avevano perso, c'era un Warburg, il fratello di questo. Non sono più riuscito a trovare questa informazione sul web, quindi o è sparita o io l'ho sognata in coma etilico e sono un castemio, ma questi Warburg, che sono askenaziti come i Rothschild e tutti gli altri, sono ebrei? E la domanda te la faccio, anche se io ho la mia idea, e con Raimondini si è trattato di questo molto con lei, un mese fa, 2 mesi fa, quant'è? 2 o 3 mesi fa. O semplicemente loro stanno usando gli ebrei? Scusa, gli ebrei sono askenaziti? Sono andati in confusione. Gli askenaziti sono ebrei o gli askenaziti stanno usando gli ebrei, inventandosi il semitismo e l'antisemitismo per avere una foglia di fico che li difenda da tutti gli attacchi che noi vorremmo portargli? Si chiama domanda retorica la tua, nel senso che la risposta è già inclusa nella domanda. È inclusa nella domanda. Rispondiamo. Allora, questi uomini, che sono i padroni delle banche centrali, stanno organizzando il risico del pianeta da 300 anni. Sì. Hanno fatto tutte le guerre, quelle napoleoniche, quelle prussiane, quella prima, quella seconda, questa è la terza, ma ci sarà una quarta, una quinta. Questi ristrutturano o no il mondo secondo i loro desideri, creando debito. Perché tante guerre che distruggono creano debito. Ok, quindi sembrano 2 domande ma è una sola. Sì. La domanda è: gli askenaziti controllano il mondo tramite il denaro? Sì. Sì. Volevo fare un po' di suspense. E ho fatto anche mezz'ora di coda per niente. No, allora, adesso torniamo seri, perché questo qui è un argomento delicato, è una lama a doppio taglio questa storia qui. L'ebreo askenazita non è ebreo, l'ebreo è il sefardita, il classico. Cioè gli ebrei della diaspora, quelli che 2000 anni fa sono stati diasporati, sono andati quasi tutti lungo le coste dell'Africa del Nord, quindi Egitto, Libia, Algeria di oggi, Tunisia, Marocco, eccetera, e poi sono risaliti in Spagna e sono i famosi i Mori, quelli che troviamo nel sud della Spagna, in Andalusia, che tra l'altro hanno fatto delle cose meravigliose dal punto di vista culturale, architettonico, musicale, matematico, c'erano veramente più avanti di tutti. Il sefardita vero è quello che è andato verso l'Africa. A un certo punto c'è l'impero dei Khazari che nasce intorno al 700, credo, dopo Cristo. L'imperatore, che non mi ricordo chi fosse, decide che per unificare un impero così grande l'unico modo di unificarlo è con la religione e ordina praticamente la conversione forzata di tutti all'ebraismo. Cioè, di colpo nascono non so quanti milioni di ebrei che fino al giorno prima manco sapevano cosa fosse l'ebraismo e diventano ebrei. Sono i progenitori, quelli dell'Europa centrale, degli askenaziti, che non sono gli ebrei sefarditi. Ha talmente perversa la cosa che siccome quando cominciano, così ci attacchiamo appunto al racconto di prima del mio film, quando io dicevo cominciano ad arrivare in Palestina tutti gli ebrei, sono tutti ebrei askenaziti che arrivano dalla Polonia, dall'Ungheria, dalla Germania scappati, dalla Russia, dei pogrom russi, eccetera, eccetera. Quindi sono tutti non veri ebrei, ma sono talmente di più
che il sefardita diventa minoranza etnica e culturale e anche sociale. Cioè oggi l'ebreo sefardita, che è il vero ebreo, è considerato un ebreo di serie B in Israele. Li chiamano Mizrahim, mi sembra che abbiano questo termine qua, Mizrahim, e lo dicono con disprezzo. Talmente si odiano fra loro, quando io sono andato a vivere a Los Angeles ho scelto una casa in un quartiere ebraico, non sapevo che fosse quasi tutto di ebrei, no? Sai, le classiche villette dei film americani, tutti in fila una dietro l'altra. Ho trovato una casa, mi piaceva, l'ho presa, l'ho preso in affitto e vado a conoscere i vicini, vado a presentarmi, sono arrivato con la famiglia e scopro che uno si chiamava Ismail, l'altro si chiamava Isaac, l'altro, oddio, cazzo. Eravamo circondati, ho capito dopo che erano tutti ebrei. Com'è? Eri? Ah, io ero Gaza, esatto. Al mattino cominciamo a uscire, guardavamo fuori dalle finestre per uscire, a parte gli scherzi. Però, cominciando a conoscerli, vado per esempio a conoscere la vicina, poi ero un periodo che stavo cominciando a capire queste cose, quindi stuzzicavo anche un po', no? La conversazione israelite, e questa mi fa, parlando di quell'altro di fronte, dice non parlare con lui, quello lì non è un vero ebreo, è Ashkenazi, mi ha detto, hai capito? Quindi fra di loro c'è questa guerra, è un po' come qui una volta c'era, adesso non credo più tanto, ma una volta c'era la guerra fra il milanese e il Terron, adesso un po' meno per fortuna, ma una volta il milanese, quello che conoscevo io negli anni 60, diceva parla mica con quelli che hanno Terron, quelli che Terron, capisci? Questo è lo stesso tipo di atteggiamento, quindi fra di loro c'è questo odio profondo. Il paradosso è che i veri ebrei di una volta sono diventati minoranza non solo numerica ma anche proprio sociale. E poi non so come fanno a riconoscersi fra di loro, ma si riconoscono perché ai sefarditi danno tutte le mansioni più basse, diciamo, più di secondo livello. No, scusate, non ecco perché avevo iniziato dicendo attenzione perché è un'arma a doppio taglio. Gli Ashkenazi parlano Yiddish, sì. Sì, è il dialetto tedesco-ebraico che parlano anche molto, fra l'altro a New York, c'è molti degli immigrati a New York sono... Sì, è anche linguistica, forse lo capiscono da quello, può darsi che sia anche quello. Sì. Ho detto all'inizio, attenzione, questo argomento del sefardita e dell'Ashkenazita è un'arma a doppio taglio, perché ci sono molti oggi che, di fronte alla situazione di Israele e Palestina, dicono, quelli lì pretendono di prendere tutta la Palestina, non sono nemmeno dei veri ebrei. Questa cosa l'avrete sentita. Sono Ashkenaziti, appunto, come dicevo, non sono dei veri ebrei. Attenzione, perché quando diciamo una frase del genere, sarebbe come a dire che se fossero sefarditi allora avrebbero diritto a prendersi la terra dove abitavano 2000 anni fa. No. Cioè, gli ebrei di qualunque genia siano, non hanno il diritto dopo 2000 anni di tornare a prendersi una terra dove c'erano loro 2000 anni prima. Quindi attenzione a dire tu non sei legittimo, perché allora dopo arriva quello legittimo che dice allora io ho diritto, e invece non ce l'hanno. Pensate in Italia se gli Etruschi invece di essersi estinti, grazie, da tutte le parti del mondo tornassero in Toscana e dicessero adesso questa qui è la terra nostra, c'è scritto sul nostro libro sacro, Ahualabulla si chiama così, c'è scritto qui che qui abitavamo noi, il nostro Dio ce l'ha data a noi, toscani andate via. Questo è quello che è successo. Cioè questi tornano dopo 2000 anni con in mano un libro sacro dicendo il mio Dio mi dice che questa qui è la mia terra, vattene via. E l'arabo dice scusa, guarda il Corano, dice nel mio libro non c'è scritto che è terra tua, però com'è sta storia? È lo stesso Dio? Perché teoricamente il Dio degli arabi e il Dio degli ebrei è lo stesso, no? Si chiamano religioni abramitiche, sono tutte e tre dello stesso Dio. Com'è che a te il papà ti ha dato questa cosa, a me non l'ha detto? E nasce tutto lì il problema, dal suo famoso libro benedetto. Tra l'altro tu hai scritto come si chiamava? La vera storia della striscia di Sorrento? Sì. Oh, bellissimo. Avevo fatto un parallelo. Sì. Immaginiamo che appunto ci sia una striscia di Sorrento, che gli austriaci, che io chiamavo sì. Allora, loro erano i semiti, quindi erano, non mi ricordo più, avevo fatto un parallelo praticamente, sì. Gli austriaci avevano conquistato tutta l'Italia, nella striscia di Sorrento restavano gli unici italiani, che erano gli unici italiani veri, no? E facevo tutti i paralleli. La vera storia dell'austrismo.
L'austrismo, ecco, era il l'austrismo. sottotitolo. Avevo fatto invece che sionismo, ho messo l'austrismo. Ma è bellissimo. Tra l'altro l'ho mandato a Balasso perché volevo che Natalino facesse. Gli ho detto guarda, parlo io con l'autore. Insomma, lui l'ha letta, ha detto mi sono divertito tantissimo, però non ho tempo adesso. Poi sono andata a trovarlo in teatro e adesso no, non ho tempo, non ho voglia. Adesso devo scoprire dove abita. Se scopro dove abita non ha scampo, perché lui mi fa no ma io non ho te, parlane a Paolini, un altro nostro, no ma sei adatto tu, se lo facessero in due. Però che fossi così intraprendente. Io mi trovo nei casini da un giorno all'altro e manco lo so perché... Avanti. Mentre lo leggevo e l'ho riletto perché sono tantissimi anni e io lo vedevo Balasso, no? Perché sai un po' come in effetti per lui era giusto. Sarebbe una cosa stupefacente, però devo ancora scoprire dove abita. Buonasera Massimo, grazie comunque all'organizzazione qua, tutto fantastico, complimenti ai Cavalieri di Vittorio Veneto. Cavalieri di Vittorio Veneto, no? Un po' esagerato. Allora io volevo fare una domanda e parto da una storia più o meno di 23 anni fa. Stavo lavorando su un cantiere ad Avellino, tra l'altro. Il mio capocantiere a un certo punto mi dice: oh qua Albano, che c'è un problema? Che problema c'è? I gasciopetta sull'Empire State Building e se casca. In realtà, ovviamente, ha capito. Ma era Veneto il capocantiere? Sì, era Veneto, da Motta di Livenza. Vabbè. Un subappalto da Motta di Livenza. Dottor Petronilo, mi ricordo ancora il nome di questo personaggio. Se cascare l'Empire State Building. L'Empire State Building, gli ho spiegato, no, non è l'Empire State Building, comunque ci siamo arrivati. Il mio discorso parte da qua. Dopo tutti questi anni, com'è possibile che ci siano ancora dei dubbi o dei finti dibattiti? Allora. Cioè è una specie di omertà, perché io un'ultima cosa, io lavoro con i giapponesi, adesso lavoro per la Mitsubishi. Quando c'è stato l'anniversario delle bombe di Hiroshima, Nagasaki, loro lo vedono come una cosa da non parlare, la vedono quasi come una sconfitta politica e non un genocidio praticamente, perché quello è stato. Lo vedono con distacco e proprio vogliono evitare di affrontare questo argomento. Non so se lei che ha vissuto anni in America adesso questa cosa, se l'affrontano, non l'affrontano come la vivono. Gli americani su Hiroshima? Gli americani sull'11 settembre. Ho fatto la proporzione, il parallelo. Sì, mi sono spiegato un po' male, ho fatto il parallelo. No, allora, la rimozione è totale nel 90% della popolazione. Cioè, quando tu presenti a una popolazione un dilemma così grande, ma è possibile che siamo stati noi a farci una cosa così orribile? Per un attimo annaspano tutti, anch'io ho annaspato, lo confesso. Io, quando la prima volta ho sentito in internet, ho aperto un sito, era novembre 2001 così, che diceva ma non è che questa storia che non c'è l'aereo del Pentagono, non è che hanno fatto e le Torri Gemelle se le sono buttate giù da soli. Io la prima reazione istintiva che ho avuto, lo giuro, è stata no, non diciamo scemenze, gli americani non si farebbero mai una cosa del genere da soli. Questo è quello che io ho pensato. Massimo Mazzucco, il complottista dell'11 settembre. Parto da lì. Perché a quel punto cosa succede? Ti si accende sto lumino, sto dubbio, e cominci a dire, però cazzo, l'aereo non c'è. Le torri vengono giù a una velocità da far paura. Cascano tutte e due dritte, nessuna torre casca le cosine cos'ha, come ti aspetti che cascherebbe la torre se mai dovesse cascare. Quell'altro l'aereo fa nel buco non c'è un aereo. Non è che qui c'è sotto qualcosa. A quel punto l'essere umano si trova di fronte a un dilemma. Apro quella porta oppure no? No? Sai, non aprite quella porta 2, ecco. Apro quella porta oppure no? Perché se la apro rischio di scoprire qualcosa che non mi piace.
A quale americano può far piacere scoprire che il suo stesso governo ha ucciso coscientemente 3.000 cittadini, più quelli degli aerei, più chissà quanti che sono morti dopo per la questione dell'amianto, eccetera. Quindi sono 20.000 le vittime dell'11 settembre, se conti anche quelli dei morti d'amianto. A quale americano? Io, la mia stessa vicina, quella lì dicevo prima che mi ha detto quello lì è un Eskenazi, non parlargli, che poi erano diventati amici perché ovviamente la vedevi tutti i giorni, lui usciva, bagnava i fiori, good morning, come nei film americani, uguale proprio, no? A un certo punto io avevo fatto il film Il nuovo secolo americano, che era il secondo, il primo fu Inganno globale, 2006, poi nel 2008 ho fatto Il nuovo secolo americano che raccontava la parte politica dell'11 settembre e l'avevo fatto anche la versione inglese e avevo tutte queste belle copie del DVD che avevo appena fatto. La vedo un giorno, mi avvicino piano piano 4 e dico, ok, ma sai che non è che ti interesserebbe se questa è la storia dell'11 settembre un po' diversa dalla... Oh, really? Interesting, thank you. Pigliava dentro. Dopo 2 settimane torna col DVD, mi dice, thank you, it's so sad, è così triste sta storia. Me lo ridà e c'aveva ancora il cellophane sul DVD, non l'aveva neanche aperto. Cioè non voleva sapere. Ha capito che se apriva quella porta rischiava di trovarci qualcosa che non gli piaceva. Me l'ha ridato, non si è neanche accorta di ridarmi una cosa col cellophane. Dico, cazzo, toglilo, fai finta di averlo guardato e me lo ridai senza... Niente, non si accorge, me l'ha ridato col cellophane, uguale. Mi fa, oh, so sad, che non vuol dire niente, no? Non sapeva cosa dire, che tristezza, e me la via, è scappata. Mai più voluto parlare di quello. Questo è l'americano medio. Perché nel momento in cui hai il sospetto che se apri quella porta scopri una cosa brutta, scatta un meccanismo, ma in tutti, non solo negli... Autoprotezione. Gli americani hanno un termine bellissimo che si chiama denial. Scusa, stasera vedo fantasmi dappertutto. Ho visto come si chiama Sallusti lì in mezzo. Cazzo! Sallusti, guarda. Ragazzi, devo andare a curarmi perché tra un po' comincio a vedere Di Maio dappertutto. A questo punto sappiamo che è grave la cosa. No, vabbè. Pensa che paradossalmente non mi farebbe dispiacere incontrarlo. Perché almeno lì, qui c'è odio aperto, quindi va bene, no? Ma quel sorrisino di... Vabbè, niente. Ho perso il filo. Anch'io. L'amica... No, il meccanismo del denial. Il meccanismo. Negazione. Esatto. C'hanno una parola bellissima gli americani, si chiama denial, che teoricamente si traduce diniego, ma in italiano non diciamo il diniego. Comunque quando non vuoi sapere. Rimozione, negazione. No, perché rimozione è una cosa che tu già sai e che la rimuovi. Il denial è no grazie, quando tiri giù la saracinesca, prima di saperlo. Non è Francesca, la canzone di Battisti. Anche di... No, dissonanza cognitiva è ancora un'altra cosa, è quando tu metti 2 concetti contrastanti insieme e la gente va in merda, perché quella è la dissonanza cognitiva. No, non c'è, credimi, non c'è. Ci ho provato varie volte, diniego o negazione o respingimento, comunque non è così efficace. Rifiuto, vabbè, ecco, rifiuto va bene. Scatta questo meccanismo perché sai che rischi di arrivare a conclusioni che non hai voglia di accettare. La canzone di Battisti non è Francesca, no? Non è Francesca. Come non è Francesca? L'hanno vista tutti. No, non può essere lei. Francesca mi ama, non farebbe mai una cosa del genere. Quello è il denial. Avevo 15-16 anni e tutti mi guardavano e dicevano non è Francesca. Non è Francesca, invece era lei. Quindi quello è il meccanismo che scatta e quello è il motivo per cui hanno dimenticato la cosa. Quelli che l'hanno digerita, l'hanno capita, gli altri hanno chiuso la saracinesca. Ma da noi non è che siano le cose molto diverse. Mentana, parliamone. Parliamo di gente che tutti conosciamo. Mentana, nel 2006, quando io gli mandai la prima copia, io lo conoscevo per altre vie, perché avevo fatto un festival a Venezia, lo avevo conosciuto a Venezia 15 anni prima come giornalista e lui mi aveva conosciuto come regista di cinema. Quando io ho fatto Inganno globale, non c'era ancora YouTube,
Non c'era modo di metterlo in rete, era il 2006, YouTube è nato proprio nel 2006, ma si potevano mettere solo video da 10 minuti all'inizio. Esatto. Io dicevo, avevo sto film, cosa ne faccio? E un amico diceva, mandalo alla televisione, sei matto. E mi viene in mente Mentana, e gli ho mandato da Los Angeles il DVD proprio fisicamente. Dopo 2 settimane non sento niente, chiamo la redazione, dico, vorrei Mentana, Enrico, sono Mazzucco, cioè, ti avevo mandato un DVD, lo stiamo guardando in questo momento, Massimo, è pazzesco sto film, giuro, è così, non sto esagerando, è pazzesco sto film che hai fatto, è veramente una cosa, inchioda tutti, non c'è niente da fare, hai un modo di lavorare che documenti tutto quello che dici. Io rimango così, io lo mando in onda. Io ho detto, Enrico, occhio, perché voglio dire, cioè, sono felice, ma ti tiri addosso, perché nel 2006 l'argomento 11 settembre non era ancora arrivato a livello mainstream, è stato lui a portarcelo. Gli ho detto, no, occhio, perché è una roba che cioè, ti saltano addosso tutti, per me va benissimo, ma sei sicuro? Figurati, sì, vabbè. È una roba, mi dice, ormai è pronto, perché lui aveva visto in rete qualche cosa, ormai è un argomento pronto da essere discusso a livello di media, e fece la trasmissione e mandò in onda Inganno Globale. Poi è successo un casino ovviamente sui giornali, casino, insomma, tutto relativo, ma ci furono proteste sui giornali, Mentana dà spazio ai complottisti, che scandalo, poi sulla 5, figurati, Matrix, canale 5 di Berlusconi, che manda in onda una roba di complottisti, no? Io l'ho chiamato 2 giorni dopo e gli ho detto, beh, te l'avevo detto, però non è che vedi che alla fine ti stanno... E lui mi ha risposto, Massimo, sono qui con 2 birrette, con 3 amici, non me ne frega un cazzo, non mi tocca più nessuno. Abbiamo fatto 6 milioni e mezzo di ascolto, non mi tocca più nessuno. Questa è stata la risposta di Mentana nel 2006. In quel momento parlava il giornalista che cercava lo scoop e cercava l'audience. Ha fatto 6 milioni di ascolto e in effetti non l'ha toccato più nessuno. Lui è andato avanti 2 anni a fare puntate sull'11 settembre. Siamo arrivati a un punto che la redazione di Matrix mi chiamava a Los Angeles alle 3 di notte, perché loro, i fusi orari per loro non esistono. Dottor Mazzucco, mi diceva, abbiamo fatto la puntata là su quella Torre 2, abbiamo fatto una puntata, non è che c'è un altro aereo caduto da qualche parte, che possiamo fare un'altra puntata ancora, no? Cioè volevano ancora più materiale perché l'argomento tirava. Quello era il Mentana del 2006. Durante una di queste trasmissioni che io facevo a distanza, io partecipavo al telefono, non c'era ancora la diretta TV, no? La prima volta. C'era la mia foto in studio, da Los Angeles sentiamo l'autore del film, io al telefono parlavo. Durante una pausa pubblicitaria, lui mi fa, stiamo andando bene, un sacco di ascolti, eccetera. E io gli ho detto, sì, ma tu Enrico, tu personalmente cosa pensi di sta storia dell'11 settembre? E lui mi fa, guarda, il tuo film è inappuntabile, perché è veramente... Però non è possibile una cosa così grossa che sia davvero successa come dici tu. Lì era scattato il denial. Cioè il giornalista Mentana correva dietro all'audience, ma l'uomo Mentana, quello che ha i suoi parametri, non poteva accettare l'idea che la grande America, la grande democrazia, che lui evidentemente adora e idolatra più di ogni altra cosa, gli avesse fatto una cosa del genere. Il tuo film è documentatissimo, ma non può essere, è troppo grossa, mi disse, per essere come è andata, come dici tu. E io ho pensato in quel momento, non è che il tuo cervello che è troppo piccolo, che non ci sta dentro questa cosa, ma non nel senso che sei stupido, nel senso... No, sembra una battuta sull'intelligenza di Mentana, il cervello è troppo piccolo, nel senso che quando un'informazione è troppo diversa da quella a cui siamo abituati a pensare non ci sta. Proprio gli spigoli toccano dentro, non riesci a farla inquadrare perché è una specie di puzzle e questo cubo grosso che tu vuoi mettere dentro non ci sta. E allora il cervello la butta fuori. E Mentana è arrivato al punto che è andato a prendere i premi dal CICAP. Cioè, da giornalista neutrale è passato totalmente contro di me, ha dato spazio ad attivissimo facendo dei servizi, per quello sono diventato nemico. Il mio non dico odio perché è un po' grossa la parola, la mia poca simpatia nasce da lì, perché lui mi ha tradito dal punto di vista, e lo dico, so di dirlo davanti alla telecamera, glielo dico anche in faccia, l'ho detto anche una volta, tu sei un traditore, gli ho detto, perché inizialmente ti comportavi da giornalista con me, davi pari spazio a me e a attivissimo, e quello è il mestiere del giornalista, e la gente a casa si faceva la sua opinione.
Da un certo punto in poi ti sei cagato sotto, non so cosa ti hanno raccontato, hai saltato la barricata e sei diventato un debunker anche tu. E da quel punto lì è chiaro che a me... Poi sono torinese, sono del cancro, quindi non è che dimentico facilmente le cose. Il rancorino mi è rimasto, purtroppo ogni tanto viene fuori. Ciao. Qua. Allora, buonasera. Sì, ci siamo, ci possiamo collegare, anche perché sulla Torri Gemelle c'è una bruttissima ombra che riguarda proprio il popolo ebreo e credo che lei lo sappia già. Sì. Al di là di questo, la mia curiosità... scusate, la mia curiosità era proprio questa. Noi siamo partiti dalla fine della Prima Guerra Mondiale, ma potremmo andare molto, molto, molto più indietro. Noi in che senso noi? Beh, noi come studio del problema, della situazione ebraica. Ecco, per cui lì abbiamo sicuramente molto più materiale e più indietro si andrà, meno ce ne sarà, però sono convinta che, come in tutte le cose, riuscire ad andare all'origine di tutto ci aiuterebbe a capire molto di più. E mi viene in mente, ad esempio, la potenza di Venezia. Venezia era una potenza, ma era anche una grossissima comunità ebraica, una delle più antiche. E non lo so se qui il collegamento denaro-potenza ancora una volta ritorna. Beh, io questo che fosse una potenza ebraica non lo sapevo, so che era una grande potenza. È una delle comunità più antiche, ha oltre 500 anni. Comunque anzi, lo hanno festeggiato forse qualche anno fa addirittura. Per cui a me è venuto in mente questo collegamento. Ma vuoi vedere che la potenza di Venezia qualcosa deve anche a questo? Perché no? Su questa non so rispondere, non conosco la storia di Venezia. Sull'11 settembre le posso dire una cosa sicuramente. Io personalmente sono seriamente convinto che l'operazione 11 settembre sia un'operazione CIA Mossad. Arrivata da lontano. Assolutamente. Sì. Il problema che va in contrasto con il mio metodo di lavoro è che non si riesce a trovare una benedetta prova di questo. Certo. Cioè, a naso ci arrivi. Sì. A naso, bravo. A naso ci arrivi. Passata appena appena come battuta. Vabbè. A naso ci arrivi. Ma le prove sono bravissimi, non le lasciano. L'unica... A me dicevano, per esempio, dopo l'11 settembre, 3.000 ebrei non sono andati a lavorare quel giorno alle Torri Gemelle. Cosa vuoi più prova di questo? È evidente. Ma dimostramelo. No, non dimostra. Vai a vedere, non è vero. Vai a prendere la lista delle vittime delle Torri Gemelle e trovi Abramson, Ezechiel, Richardson, Goldberg, Stundberg, Bringer, eccetera. Cioè non è vero, però è vera una cosa, e adesso questa è una cosa che io dissi a Mentana durante la trasmissione, si è gelato lo studio, perché c'era proprio Blondet, che ce l'ha ovviamente con gli ebrei a spada tratta, gli ebrei hanno fatto tutto loro, eccetera, che si è messo a urlare in studio, e Mentana diceva, ma sei scemo, hai le prove? Non le ho le prove, non importa, basta capire, si è messo a urlare così. E quando passa la parola a me, io ero al telefono, io ho detto, io non ho prove che siano stati gli ebrei, però un fatto accertato ce l'ho, perché è uscito un articolo su Haaretz, il giornale di Tel Aviv, il 16 di settembre 2001, quindi 5 giorni dopo gli attentati delle Torri Gemelle, che diceva che 2 lavoratori, 2 impiegati della società Odigo di telecomunicazioni, società ebrea israeliana con sede a Tel Aviv, 2 impiegati della società Odigo sono stati avvisati, hanno dichiarato loro al giornale Haaretz di essere stati avvisati di non andare a lavorare alle Torri Gemelle quel mattino. L'ho detta così. C'è stato lo stesso silenzio che c'è in studio adesso. Mi ricordo Mentana che lo sentivo sudare al telefono come se lo vedessi. Perché dunque pubblicità. Ecco, è stata una cosa del genere. C'è stato un momento di panico. Ma è l'unica prova provata. Ecco. L'altra sono i famosi, li chiamano i dancing israelis, i 5 israeliani danzanti, che sono stati visti festeggiare, ballare, guardavano il crollo delle torri dalla sponda del New Jersey
quindi dalla sponda di fronte a New York, e che li hanno visti ballare e danzare come se avesse fatto gol Maradona al momento del crollo delle torri. E poi c'è un'altra cosa, la comunicazione, e torniamo lì, è in mano loro. Stiamo parlando di prove, certo che hanno in mano la comunicazione. Ma anche la comunicazione può coprire le prove. Beh, certo, infatti no? i famosi dancing israeliani sono stati fatti passare quando la notizia è uscita, che non puoi più nasconderla, interviene la comunicazione, e questi 5 israeliani sono stati fatti passare come studenti d'arte, certo, un po' pazzerelloni, che sono stati subito rimpatriati in Israele e nessuno ha più potuto interrogarli. Certo. Ma al grande pubblico abbiamo saputo che c'erano 5 israeliani un po' pazzerelloni che danzavano sul camioncino. Fine. Sì. È stato così. Se vogliamo, ci sono. Grazie. Beh, stiamo parlando di prove. Se poi passi nella colonna dei sospetti, 4 piani ce ne sono, ovviamente. Però le prove, nel senso... Questo fatto che ho detto io, dei 2 dipendenti che hanno dichiarato loro che qualcuno li ha chiamati per dire di non andare a lavorare, è sufficiente a far crollare la tesi dei terroristi islamici che buttano giù le torri gemelle. Perché qual è il terrorista islamico che chiama l'ebreo e gli dice noi non andare a lavorare perché ce l'abbiamo con voi e buttano giù le torri? Gli dici vai e porta anche tua sorella, casomai, no? Quello da solo è una notizia che fa crollare tutta la versione ufficiale. Però, capisci, poca roba. Buonasera, io le dico che al giovedì mattina la vedo sempre quando va in diretta a Canale Italia. Martedì mattina, ogni martedì mattina. Martedì, ecco. Mi fa molto piacere. Allora, quello che volevo dire io è quello che ho capito questa sera, che ai sionisti piace molto la terra e questi palestinesi, a quanto sembra, abitavano in una lingua sul fronte mare, o sbaglio? No, si sbaglia. La Palestina, la parte più abitata è tutta la costa marittima, ma anche all'interno c'erano dei villaggi. Anche c'erano più di 700 villaggi all'interno palestinesi che sono stati completamente spazzati via dalle operazioni militari dei sionisti prima della dichiarazione di indipendenza, cioè tra l'inizio del 48 e il maggio del 48 hanno eliminato, spostato o ucciso 700.000 cittadini arabi che vivevano nelle terre di Palestina, sia sulla costa che all'interno. Perché per quanto ne so, e ne so certamente, lì davanti a Gaza, davanti a questa lingua, hanno scoperto un giacimento Giant, che è uno dei più grandi che ci sia, quindi molto probabilmente saranno andate ad accapararsi quella zona per poter poi metterci mano. Questa gliela dico perché c'è chi ci ha lavorato e lo conosco. No, è una notizia che si sa. Infatti molti sospetti sul fatto che Meloni non abbia mai detto niente su questa storia della Palestina, perché sembra che Leni abbia degli interessi diretti che gli sono stati promessi su questi giacimenti che stanno davanti a Gaza. Erano 2 domande diverse, una era dove vivevano, non mi interessa più la risposta, andate via. Buonasera, vorrei sapere che cosa ne pensa del 7 ottobre. Mi metto il bersaglio qua, sparate. E di cosa ne pensa dell'opinione di Fulvio Grimaldi, che ha rognato contro di me. Sì, sarebbe interessante un confronto. Allora, ti rispondo prima alla seconda. Vediamo in ordine. Cosa penso del 7 ottobre? Che sia in gergo si chiamano LIHOP, L-I-H-O-P, che è un acronimo che sta per Let It Happen on Purpose, cioè lascialo succedere apposta. Ci sono 2 tipi di operazioni di falsa bandiera, quelle che fai tu, travestito da un altro, o quelle che lasci che l'altro le faccia perché ti fa comodo che le faccia. Allora, si chiamano LIHOP e MyHOP. MyHOP sta per Make It Happen on Purpose, cioè lo fai succedere tu. LIHOP, Let It Happen, lo lasci succedere. Per esempio l'attacco a Pearl Harbor è una classica LIHOP. Cioè l'hanno fatta, non è che l'hanno fatta gli americani travestiti da giapponesi, se no sarebbe una fatta da te.
L'hanno fatta fare ai giapponesi, li hanno provocati, li hanno obbligati in tutti i modi ad attaccare, li hanno messi nelle condizioni disperate di attaccare l'America, gli hanno fatto l'embargo economico per un anno, gli hanno tagliato tutto il petrolio, l'80% del petrolio che andava in Giappone arrivava dagli Stati Uniti, li hanno messi in condizione di dover attaccare per forza. In più gli hanno messo tutte le navi belle in fila, una per una, con i marinai al sole che prendevano il sole, e lì anche un cretino a quel punto se la gioca, pensando di fare fuori tutta la flotta americana nel Pacifico, hanno attaccato i giapponesi. Sono caduti nella trappola e il giorno dopo il presidente Roosevelt va in Parlamento dicendo il famoso discorso che fece, no? Il 7 December, the day of infamy, il giorno dell'infamia, il governo giapponese ha attaccato proditoriamente e di sorpresa i nostri poveri marinai e bla 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 bla, andiamo in guerra e gli facciamo un mazzo così e gli tiriamo una bomba atomica. Aveva bisogno della scusa per entrare in guerra. Quella è una classica lie-hop. Il 7 ottobre è la stessa cosa. L'hanno fatta, di fatto l'hanno fatta quelli di Hamas, ma chi li ha preparati, chi gli ha permesso che succedesse, chi ha voluto che succedesse, chi ha facilitato in tutti i modi, portando via le difese israeliane dalla barriera, facendo in modo che non funzionassero certi sistemi di difesa che funzionano, facendo intervenire l'esercito con 5 ore di ritardo, non 5 minuti, 5 ore di ritardo. I palestinesi attraversano, quelli di Hamas, attraversano le barriere alle 6:30 del mattino, il primo elicottero israeliano arriva alle 11:30 del mattino, quindi 7, 8, 9, 10, 11, 5 ore dopo, per degli elicotteri che stanno a 4 minuti di distanza di volo e che dovrebbero essere allertati automaticamente dal sistema di difesa della barriera. Quindi lì chiaramente qualcuno ha voluto che Hamas facesse il massacro per poi avere la scusa di andare, come ha fatto esattamente come Roosevelt, ieri in Hamas e c'è proprio il video di Netanyahu, adesso siamo in guerra, adesso basta, non c'è più per nessuno, scusa meravigliosa per radere al suolo tutta Gaza. Tra l'altro Hamas è ancora lì, parentesi tra le parentesi, non è che l'hanno fatta fuori, Hamas c'è ancora, gli serve. Gaza non c'è più, questo è il succo. Le My Hop invece, cioè quelle Make It Happen, è l'11 settembre. L'11 settembre l'hanno fatto loro, cioè si sono proprio dirottati loro gli aerei, li hanno fatti atterrare nelle basi, hanno mandato gli aerei carichi di esplosivi contro lettori, tutta una cosa interna, infatti si chiama anche inside job, cioè lavoro interno in termini americani. Adesso non mi ricordo più la domanda, ma ti ho risposto. Cosa ne pensa dell'opinione di Fulvio Grimaldi? Grimaldi, quando ho fatto questo video su 11 settembre, è partito, mi hanno mandato 2 o 3 articoli, ma Zucco non ha capito una cosa, molto educato devo dire, non era aggressivo, però molto correttamente, ma Zucco non ha capito bene questo. Io ho letto, giuro, 3 volte l'articolo di Grimaldi, non l'ho capito, cioè non ho capito con che cosa ce l'avesse esattamente, siccome lo conosco da una vita, lo rispetto moltissimo, e forse è l'unico più anziano di me a questo punto nel mondo della controinformazione. Non ho voluto rispondere perché mi sembrava veramente stupido fare una polemica fra di noi su un argomento che fra l'altro non ho capito. Quindi io per rispondere avrei dovuto chiedergli pubblicamente che cacchio hai detto, perché non si capiva dal suo articolo. L'ho preso come un delirio che viene una volta al mese non ho pensato bene di rispondere, l'ho lasciata così. Va bene. Grazie. Vedo un volto noto. Sì, scusate, posso fare un applauso io da parte mia per tutte le battaglie che ha dovuto combattere quest'uomo? Grazie. Io tengo intanto a ringraziare Francesca e tutto il vostro gruppo ovviamente per l'invito e anche per il supporto che mi darete, ma anche un grazie di cuore a Massimo perché gli devo comunque qualcosa, i suoi documentari, le sue inchieste fanno parte della mia formazione da ribelle, in particolare uno che mi ha cambiato molto anche la vita, che è Cure Proibite, e infatti una delle domande che voglio fare riguarda questo documentario, perché me lo diede un ragazzo, era una manifestazione, le famose manifestazioni del 2013-14, quelle che poi sono state strumentalizzate come le manifestazioni dei forconi. Quella fu una bella occasione per il popolo italiano per cambiare le cose, poi andò tutto in malora. E lì un ragazzo mi diede questo DVD dove c'erano 7 documentari, uno era Cure Proibite,
io in quel periodo avevo un problema di salute che non riuscivo a risolvere, e poi da lì ho iniziato a rivoluzionare la mia vita, a curarmi da solo, oltre che con l'alimentazione, anche con i rimedi naturali. E poi anche la canapa, nel documentario racconta anche la storia della canapa, anche lì mi si è aperto un mondo, e tutt'oggi sono presidente di un'associazione che promuove la canapa in Friuli Venezia Giulia. Quindi la mia curiosità era come nasce quel documentario. Sì, quello della canapa? No, quello sulle cure proibite, allora, ecco, eccetera. Poi magari la seconda, se vuoi rispondere. Allora, nasce il documentario Cancro e le cure proibite, nasce nel circa 2008, perché, piccolo, parentesi personale, quando io sono venuto in America, quando sono andato a vivere in America nel 94, mi è venuto a trovare un mio amico di Milano. Mi ha detto: Massimo, senti, io ho un tumore al fegato, mi hanno dato 2 mesi di vita. Tu che vai in America, vedi lì se c'è qualcosa per curarsi, perché qui mi hanno detto che non c'è niente da fare, non ho più possibilità. Io vado negli Stati Uniti con mia moglie, un giorno andiamo in un appuntamento, non so, un ufficio, non mi ricordo più di che cosa, per l'immigrazione, così. Eravamo lì seduti, c'era una rivista, io comincio a guardare e vedo una pubblicità della cartilagine di squalo, ed era la pubblicità di un libro che si intitolava Sharks Don't Get Cancer, cioè agli squali non viene il cancro. A me mi è saltato subito la cosa, dico, fammi leggere, fammi capire, per una pubblicità ho comprato il libro, ho letto e leggo che secondo questo dottore americano, scusate, che aveva fatto gli studi a Cuba, dottor Lane si chiamava, che aveva scritto il libro, agli squali non viene il cancro perché nella sua cartilagine c'è un composto che uccide le metastasi cancerogene, le soffoca. Allora io ordinai delle pillole senza sapere, sai, proprio con la pubblicità sotto, il numero 1-800-7747, ho chiamato e gliel'ho mandate 2 scatole. Ho detto, prova a prendere, eccetera, eccetera. E dopo 6 mesi mi chiama questo mio amico: Massimo, non hai idea, dice, sono andato a Niguarda a fare il controllo, mi hanno fatto la lastra e non c'è più niente. E dico, tu gliel'hai detto cosa hai fatto? No, io non gli ho detto un cazzo. E mi hanno detto, è stato un miracolo. Lui, sì, un miracolo. Buongiorno. Al fegato. Altro episodio, adesso ti spiego perché arrivo alla necessità di fare il documentario. Poi mi succede che io avevo un cane a Los Angeles che avevo portato dall'Italia, che era già vecchietta, poverina, aveva tipo 14-15 anni. E a un certo punto vedo che non cammina più, fa fatica, la porto dal veterinario, fegato, dice, guarda, il tuo cane c'ha un tumore al fegato grosso almeno quanto il fegato, una patata, dice praticamente. Io dice, posso anche toglierglielo, possiamo operarla, ma 2 mesi, 3 mesi ti muore comunque. Vedi tu se vuoi spendere $1.000, mi disse, per l'operazione. Io dico, spendiamo i $1.000, intanto facciamola sta operazione, togliamo sto grosso il tumore, e poi ho cominciato a darle la cartilagine di squalo al cane. E il cane continuava a vivere e ha vissuto altri 2 o 3 anni e poi alla fine è morto di cuore, il poverino a 18 anni. Ma prima di morire, verso i 17 anni, a un certo punto aveva un dente marcio. Allora la porto alla clinica per fargli togliere il dente e capito per caso con lo stesso dottore che l'aveva operata. Lui non mi ha riconosciuto ovviamente, no? Io non gli ho detto niente. Toglie il dente, poi prende la cartella clinica e fa, ma sto cane non può essere vivo. Dice, qui c'è il mio nome, carcinoma, 2 anni fa. Mi disse, cosa hai fatto? Dice, guarda, io gli ho dato la cartilagine di squalo, mi hanno detto che serve, fammi vedere, ha voluto, possiamo fare una lastra? Dico, certo, facciamo una lastra. Abbiamo fatto una lastra al fegato e si vedevano 5 o 6 macchioline scure, che erano le metastasi, che erano già tornate, come previsto che tornassero, circondate da un alone grigiastro. Questo alone era la cartilagine di squalo che ha la proprietà, si chiama antiangiogenica, cioè impedisce ai nuovi capillari di crescere. Quindi non è una funzione anticancro. I nuovi capillari non possono crescere. Quindi siccome la metastasi per crescere, per diventare più grossa, ha bisogno di sviluppare nuovi capillari, questo affare li aveva completamente conglobati e, come dico, il cane poi ha vissuto altri 2 anni e mezzo ed è morto di cuore. Mi ricordo quando è morto che si è capito che proprio le è mancato il cuore.
ma non è più morta di cancro, il cancro non è più tornato. Allora 1, 2, 3, poi avevo letto un paio di cose e dico ma qui c'è sotto qualcosa. E ho cominciato a domandarmi com'è questa storia che negli ultimi 100 anni abbiamo risolto le telecomunicazioni, siamo passati dal telegrafo a internet, gli aerei, da quei baracchini che una volta volavano con l'elastico, adesso ci sono i jet a 3000 all'ora, e il cancro siamo sempre lì, dopo 100 anni ancora con la chemio, la radioterapia e la chirurgia, le 3 soluzioni che ti offrono. Allora ho cominciato a cercare e ho scoperto che c'erano diverse soluzioni naturali che nel corso degli anni avevano dato ottimi risultati, ma non venivano riconosciute dalla medicina ufficiale perché non sono redditizie, perché sono prodotti naturali. La cartilagine di squalo, proprio per dire questo esempio, non puoi brevettarla perché è un evento naturale, non puoi brevettare la schiena dello squalo, perché lo squalo dice no, è mia, tu cosa vuoi della mia cartilagine, no? Allora, se tu vai a cercare in internet, dove ci sono le ricerche scientifiche, tu scopri che le case farmaceutiche sono 20 anni che cercano di replicare le funzionalità della cartilagine di squalo senza riuscirci. Cioè la molecola chimica non riescono a farla. Quindi sanno benissimo che la cartilagine, non dico che cura il cancro, che è una parola grossa, combatte le metastasi, e lo sanno, ma non te lo dicono, però privatamente cercano di sfruttarla economicamente. Siccome non ci riescono, se tu chiedi a un oncologo cartilagine di squalo, ho sentito, che cosa dici, eccetera, eccetera, così, tutti così. Ho visto che lo stesso meccanismo si ripeteva con la cartilagine, con il tè il mio coso, con il tè della SIAC, con uno che si chiama Oxey, con la terapia Gerson. E allora ho pensato con Simoncini, con il bicarbonato, che io, Simoncini poi ho tutta una lunga storia, adesso non me la racconto, però insomma in sintesi. Simoncini è stato il nostro primo relatore, 13 dicembre 2009 qua a Vittorio Veneto. Vedi, ha avuto il timbro, l'imprinting. Lo sapete che è mancato, è morto in gennaio di quest'anno. Sì. Praticamente ho messo insieme tutte queste e l'ho chiamato Cancro e le cure proibite. E non è un documentario che ti dice come curarti, ma è un documentario che ti dimostra come ogni volta che viene fuori una cura valida, le farmaceutiche la seppelliscono a meno che produca soldi. Siccome sono tutti prodotti naturali, le farmaceutiche non ne vogliono sapere, quindi non hanno intenzione, non hanno lo scopo di curarci, hanno lo scopo di trattarci da malati perché rendiamo dei soldi. Un ciclo di chemioterapia rende 20, 30, 40, 50 mila euro a chi la produce prima che il paziente muoia. Quindi chi è che va lì col bicarbonato a curarlo, quando il bicarbonato costa 5 euro e te ne porta a casa un chilo? Questo è nato tutto da lì. 0,50. Mentre sì, grazie per la risposta. Poi ti apre comunque un mondo, perché poi ho iniziato ad approfondire eccetera da quel documentario. La seconda domanda riguarda un po', visto che si è toccato anche il tema politico, cioè chi dice democrazia rappresentativa, chi partecipata, chi non votare eccetera. Io personalmente ho sempre fatto, adesso sono consigliere comunale a Trieste, come Loris e qui a Resana, ma ho sempre fatto politica fuori dalle istituzioni. Però vedendo come funziona la politica mi sono voluto mettere in gioco perché è l'unico modo dal mio punto di vista per cambiare le cose. Di Maio io ho avuto la fortuna di affrontarlo e infatti mi ha espulso all'epoca dal Movimento 5 Stelle perché quando ci tradì sull'euro, su tutto, venne sul territorio Influenza Giulia e dissi chiaramente, era seduto lì, tu hai fatto, perché stai tradendo questo punto, quest'altro eccetera. Mi ha risposto, si è alzato, mi ha fatto andare via, poi mi hanno buttato fuori dalla riunione, dopo 3 giorni procedura di espulsione del Movimento 5 Stelle. Ma qualche mese prima mi fecero fuori dalle liste parlamentari a me e a tantissimi altri attivisti storici e hanno messo gente mai vista, tutti amici di Di Maio, quindi loro avevano blindato praticamente il Parlamento e funziona così, lo vedo tutti i giorni in Consiglio Comunale, c'è il capogruppo, sì, no, e quelli lì votano senza nemmeno sapere la delibera che si discute, quindi è importante mettere gente libera dentro le istituzioni e secondo me quelle persone libere possono essere quella variabile fuori controllo, altrimenti non farebbero fuori Sankara, non farebbero fuori Kennedy, Aldo Moro eccetera. E quindi dico,
Questa è la situazione, cioè io credo molto in quella lista anche del popolo che auspicava Giulietto Chiesa. Come facciamo ad arrivare a questa lista del popolo? Prima c'era diciamo, il collega, ecco, di Democrazia Sovrana e Popolare che è intervenuto, ma c'è ancora tutta questa frammentazione. Io faccio parte di Insieme Liberi, stiamo cercando di lavorare per unire questo fronte politico. Come facciamo a mettere vicino tutte queste teste se continuano a esserci tutti questi protagonismi, poi gente anche infiltrata? Hai qualche consiglio a riguardo da darci? Perché fino a quando, secondo me, non riusciamo qui a trovare un modo per unire le forze, vince il sistema. E comunque per me è fondamentale, altrimenti non mi troverei 15 procenti penali, 70 anni di imputazione di carcere da affrontare in 3 anni. Se non servisse a nulla votare, se non servisse, sono un consigliere comunale di opposizione, eppure hanno paura della verità che tu puoi portare dentro le istituzioni. Anche Saracugnal, Loris, ne conosco tantissimi altri che anche a livello comunale si sono esposti e si trovano procedimenti penali. Quindi hanno paura di noi, hanno paura di chi arriva a premere il pulsante per i posti giusti, altrimenti non farebbero, come ho detto prima, fuori Kennedy, Sankara e Aldo Moro, tutti quelli che in qualche modo, quando si sono comportati in maniera coerente, hanno fatto paura al sistema di potere. Quindi secondo te come facciamo a mettere vicino tutte queste teste e creare finalmente quella lista del popolo che tanto auspicava Giulietto Chiesa? Ecco. Scusa, vuole fare una domanda a lui? Ma non c'è bisogno che ti alzi, vediamo lì, dai. Adesso finisco e rispondo a lui. Poi, mi sembra il caso. Adesso arrivo io col mio, ti rimando io la domanda casomai. Sì, quello è più lungo. Allora, come facciamo? Se ci fosse una risposta facile l'avremmo tutti, ovviamente. Il danno più grosso... Dove sei andato? Ah, scusami, no, stai, solo per guardarti mentre parlo. Il danno più grosso lo hanno fatto proprio 5 Stelle, perché non solo hanno tradito, hanno fallito, hanno fatto tutto quello che non hanno fatto, tutto quello che non hanno fatto, ma hanno rotto l'illusione, hanno distrutto l'idea che votando la gente giusta si possa cambiare qualcosa. Cioè il fatto che ci sia stato quell'enorme fallimento nel 2022 dei partiti cosiddetti di antisistema, uno è dovuto al fatto che erano tutti separati, e va bene, questo l'abbiamo già discusso 1000 volte, ma l'altro motivo è che proprio la gente non ci credeva più. Cioè, già, figurati, adesso io vado a votare quello lì e poi quello lì mi rifà esattamente come i 5 Stelle. Cioè, ti cascano anche un pochino i gioielli di famiglia, chiamiamoli così, perché di fronte a una cosa del genere tu dici un partito che entra in Parlamento col 33% dei voti, con l'entusiasmo popolare che avevano, dica. Io devo scappare, però devo darle questo, lei ha fatto una lezione gratuita alla nostra scuola e volevamo ringraziarla e la ringrazio ha fatto una lezione gratuita via Scuola Moderna di Treviso. Io? Sì, lei. Ormai sono incoglionito, non so cosa faccio. Ci credo. Sì. Ma quanto tempo fa? L'anno scorso, durante il Covid. Ah, beh, ok, allora può darsi. Volevamo ringraziarla io Grazie. e il ragazzo. Grazie scuola. Che scuola è? Scuola Wonderland di Treviso. Va bene, grazie a voi. Siccome noi dobbiamo andare. Grazie mille. Grazie mille. Allora, dicevo, i 5 Stelle hanno distrutto il sogno, l'idea di poter andare a votare qualcuno che ci piace. Che cosa sia successo nel momento in cui questi sono entrati in Parlamento, appunto come dici tu, arrivi ai bottoni, è una discussione che vive in rete ormai da sempre. Ci sono 2 teorie fondamentali. Una è i 5 Stelle, virgolette, sono stati messi lì apposta. Questo è una frase che senti molto spesso, sono stati messi lì apposta dal sistema, così diciamo, per attirare tutto il malessere che c'era nella nazione, convogliarlo in un voto, quindi in qualche modo inglobare in un sistema istituzionale questo malessere e poi dopo farlo morire nel nulla. Questa è una prima tesi. La seconda tesi, che è quella che io sostengo invece, è che non ci sia nessun calcolo a priori.
Cioè c'è chi dice addirittura che Grillo è stato creato fin dall'inizio per fare quello che poi ha fatto, cioè che è stato concepito come marionetta per attrarre. Io non riesco a credere a questa ipotesi. Non perché pensi che il potere non sia abbastanza maligno da farlo, il potere è talmente maligno da vedere avanti di 20 generazioni, non di 2, ma perché è molto più facile per il potere, invece che andare a coltivare qualcuno, prenderlo a 30 anni e dirgli tu a 60 farai un partito che raccoglierà il malcontento del mondo e poi noi ti affonderemo tutti, ti ringrazieremo. Invece di fare un calcolo così, aspetti semplicemente che venga fuori qualcuno. Sì, non lo so sinceramente come. Controlleremo. Dicevo, aspetti che venga fuori qualcuno, quando metti fuori la testa uno un po' più sveglio, un po' più bravo degli altri, che vedi che ha seguito, lo prendi da parte, gli metti la manina sulle spalle, dici, bravo, hai vinto le elezioni, bravo, sei al governo, bravissimo, però questo non si può fare, se no quest'altro non ci pensare neanche. Le scie chimiche non voglio più sentirle nominare da te perché non mi piace quella parola nella tua bocca. La questione delle banche, per favore, lasciala perdere perché sennò ci rimetti le pelle. Stavo dicendo, ci rimetti il plurale. Quest'altro no. Io mi ricordo un'intervista che feci proprio a Sara Cunial e a, come si chiamava il suo... Barillari, bravo, grazie. Almeno 4 anni fa, e lei mi disse proprio nell'intervista, lo dice pubblicamente, dice Massimo, qualunque cosa noi proponiamo non arriva neanche al livello di dirigenza. Io posso dire qualunque cosa, non è che si discute e poi mi dicono no Sara, questa cosa è meglio di no. Non arriva proprio, la roba, gli ordini arrivano solo dall'alto in basso. Quindi quando tu hai un movimento che entra in Parlamento con il 33%, cioè un italiano su 3, qui siamo, non so, 300 persone, 100 hanno votato lo stesso partito, sono tanti per un sistema frazionato come l'Italia, sono tantissimi, e che finiscono nel nulla così, nell'arco di pochi mesi, è chiaro che ti passa anche l'energia e la voglia poi di votare un toscano, un paragone, un acugnalo, chiunque altro venga fuori in futuro. Quindi il primo problema, secondo me, non è cosa facciamo. Tu giustamente hai una tua posizione solida, sana, pulita e con la schiena dritta e vuoi portarla avanti. Loris altrettanto, chiunque ci sia qui dentro non lo so, altrettanto. Tu dici come facciamo a mettersi insieme? Non è il problema di mettersi insieme. Il problema è prima di dare alla popolazione, al pubblico, lo strumento per garantirgli che se poi votano te o lui o qualcun altro succede quello che avete promesso che succede. E torniamo al discorso di prima. Finché io voto te e io sono sicuro che tu sia in perfetta buona fede, lo so, me lo sento. Quando una persona parla io so se è in buona fede o no. Io so che tu sei in buona fede. Io valgo il 33% degli italiani stasera, mi autoregalo questo valore. Ti do il voto. Io so già che tu arrivi in Parlamento domani mattina e dopo 2 settimane cominci a perdere i pezzi, perché ti avvicina uno che ti dice una cosa, ti avvicina un altro che ti dice un'altra, ti dice un'altra non è meglio, attenzione perché se facciamo così poi gli americani ci ricattano cos'ha, e poi ti chiama il capo della CIA che ti porta fuori a mangiare, ti spiega un paio di cosine, ti racconta magari come è morto Kennedy perché sai, poverino, rompeva veramente i coglioni, non lo so cosa succede, ma me lo immagino. E la telefonatina di quello e quell'altro che io te lo dico da amico, però mica per cosa, perché non mi interessa, però secondo me è meglio se quell'argomento non lo tocchi e tu cominci a dirti cazzo chi è che l'ha mandato sto qua, me lo dice lui o l'ha mandato qualcuno e mi vogliono fare la pelle davvero, magari lo lascio da parte e ne parliamo fra 2 settimane e non lo tocchi più quell'argomento, capisci? Cioè finché c'è un sistema che è in grado di condizionarti così, io, italiano, so che anche dando il 33% del voto a un partito unito, come lo era i 5 Stelle nel 18, alla fine finisce tutto in merda. Quindi il problema non è come mettere insieme te o lui, è dare prima degli strumenti agli italiani che sappiano che se poi votano qualcuno, quel qualcuno fa quello che ha detto. E qui si torna al mio discorso iniziale, che non dico che sia la soluzione ideale, perché è difficilissimo quello che dico io. Poi pensati, convincere tu un Parlamento a fare delle leggi contro se stessi, perché dovrebbero fare delle leggi che permettono ai cittadini di mandarti a casa, chi è che le farà mai?
Però la lotta secondo me da fare è quella. Io il voto ce l'ho qui, come fanno le belle donne, scusate il parallelo un pochino volgarotto, non te la do finché tu non mi fai vedere il cammello, non c'è niente da fare, questa ce l'ho io, non te la do. È inutile che dici dammela che poi no. Prima come era la storia, prima vedere soldi poi dare cammello, no? Come mi ricordo il proverbio. Ecco, quello lì è il concetto. Ce l'abbiamo noi in mano, quella cosa lì che tutti vogliono, è il voto. E ogni volta lo diamo via, sempre convinti che è il meno peggio, però piuttosto che vinca lui lo do questo qui, oppure lo do a lui, vedrà che speriamo, e così si continua ogni volta, 5 anni, e il sistema continua a riprodurre proprio grazie a questa nostra incapacità di imporre la nostra volontà prima di dare il voto, non dopo. Bisogna pretendere qualcosa prima, bisogna trovare il modo di garantirci che se io do il voto a te, o tu fai quello che hai detto o vai a casa. Ok, adesso sentiamo Stefano, poi Gianluca e poi finiamo, domande sono finite. Ultimi 2 interventi, vediamo se arriviamo là. Sì. Possiamo anche andare fuori per la domanda. Io questa sera avevo preparato anche un bel filmato sulla sociosofia, perché la sociosofia ha messo a punto anche un sistema che potrebbe fare in modo che dal punto di vista politico nel giro di... letteralmente il buon senso del popolo. L'idea di fondo è veramente del popolo è grado di risolvere i propri problemi con risultati. Hanno promesso. Allora, prima volevo dire una breve cosa. Quando io sento gli ebrei accusare noi, che non lo siamo, che ci lamentiamo dei loro comportamenti, e loro ci accusano di essere antisemiti, vorrei ricordare loro che hanno la memoria corta, perché i primi antisemiti storici sono proprio loro. Basta leggere la Bibbia, signori. E poi volevo farti una domanda sul complottismo. Allora, a noi ci accusano di essere complottisti perché vediamo complotti dappertutto. Ma non siamo noi che facciamo i complotti. Sono loro signori che li fanno. E se non sbaglio, i primi a usare la parola complottismo è stata la CIA, se non sbaglio, col caso Kennedy, o no? Complottismo è un'etichetta meravigliosa che viene utile ogni volta che non vuoi discutere di qualcosa. Quando cominciavo a occuparmi di 11 settembre,
a Los Angeles, avevo una cerchia di amici, i soliti italiani, il mondo del cinema, così. E man mano che li approcciavo uno per uno e dicevo, sai che sta storia delle Torri Gemelle però mi puzza perché non ho capito. Ah, sarai mica un complottista. E non li vedevo più. Io ho perso 20 amici in 20 giorni praticamente. Cioè, ho capito che non dovevo più seguire quella strada lì. Perché non solo è un'etichetta che viene usata per evitare di discutere dell'argomento, ma ti fa anche perdere le amicizie. Io poi a un certo punto ho fatto un ragionamento con me, ho detto o smetto di parlare di queste cose o perdo tutti gli amici. Per fortuna nel frattempo avevo aperto il sito in internet e cominciavo ad avere queste, come dire, nuove amicizie che erano tutti i miei iscritti che non conoscevo, con i quali però mi sentivo molto più affine che con questi amici di Los Angeles che invece con cui non riuscivo a parlare. Per cui per me è stato un cambio di paradigma sull'amicizia. Cioè mi sono trovato senza amici fisici completamente. Cioè avessi avuto bisogno di $500 non sapevo a chi chiederli, proprio spariti tutti. Nel momento in cui, ma tutti, attori, registi, produttori, nessuno, ma gioco chi? Non esistevo più da quando ho cominciato a parlare di 11 settembre. Ma nel contempo è venuto fuori internet e avevo 200, 300, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, sono arrivato a 300.000 iscritti sul sito, di persone che se si iscrivono vuol dire che bene o male condividono i pensieri che ho io più o meno. Quindi ho perso una famiglia piccola e ne ho trovata una grandissima, di cui voi fra l'altro siete una parte in questo momento, perché se siete qui invece che stare a casa a guardare la TV evidentemente qualche affinità ce l'abbiamo. Te la regalo, va bene? Posso? No, la pago. Va bene, la paghi. Allora paghi il doppio, così impari. Loris, stai dicendo qualcosa? Scusi, non c'è. Ok, posso andare? Allora, mi pare che questa sera abbiamo potuto fare domande, abbiamo parlato degli argomenti sui quali tu sei preparato e quando ti documenti, come diceva Mentana, poi le informazioni che trovi sono riscontrabili e creano una narrazione che è incontrovertibile. Di tutti gli argomenti non abbiamo parlato del concetto della Luna, che è un tuo documentario, e siccome sui social stiamo vedendo che è morta la tipa che cuciva le tute, poi adesso le coperture, gli scudi termici non funzionano e cose di questo genere. Allora, la mia domanda è, visto che Elon Musk ha sponsorizzato Trump e Trump durante la parte più calda della campagna elettorale ha sponsorizzato Elon Musk dicendo c'è questo razzo che ritorna ad atterrare la magnificenza degli Stati Uniti, non è che si stiano organizzando per fare un'altra grande farsa da proporre al mondo dicendo ai cittadini di questo pianeta guarda che grandi sono gli americani? Tu cosa ne pensi? Allora, in questo caso la domanda è su Elon Musk, perché è lui quello che la mena a tutti che andiamo su Marte. Cioè non siamo ancora neanche ufficialmente ritornati sulla Luna. Cioè non riusciamo secondo la versione ufficiale siamo andati nel 69, 6 volte, tra il 69 e il 72, era come andare a fare la spesa praticamente. Cioè, partivano, tornavano gli equipaggi, portavano le rocce, giocavano a golf sulla Luna, eccetera, eccetera. Poi per 50 anni non si è più parlato. Nel 2004 si ricomincia a parlare di tornare sulla Luna. Non si capisce perché, fra l'altro. Perché ci hanno detto fino a ieri che non c'è niente, ci sono i sassi. E le palline da golf. Esatto. E allora praticamente ancora Bush 43, nel 2004 lancia un primo progetto per tornare sulla Luna. Adesso non vi faccio la storia dei rimandi, però siamo al 2024, ne sono passati 20 anni da quando Bush ha detto torniamo sulla Luna, sono 20 anni che ogni anno rimandano all'anno prossimo il ritorno. Quando negli anni 60, partendo da zero,
perché sono partiti da zero. Nel 61 avevano praticamente un fiammifero e una base di lancio di legno, un cavalletto così per lanciare. Questo avevano. Nel 61 sono partiti da zero. Con la tecnologia di allora, nel 69 ci sono andati 6 volte. Adesso, in 20 anni, non riescono a, virgolette, ritornare. Qual è la mia interpretazione? Che nel 69 non ci siamo affatto andati. Adesso che vorrebbero provare ad andarci davvero, scoprono che i problemi ci sono tutti e quindi continuano a rimandare. Perché, tu mi dirai, perché lo fanno? Perché non dicono semplicemente lasciamo perdere, chi se ne frega? Perché, e qui rientra Elon Musk, tutti questi progetti sono delle spugne meravigliose per ciucciare miliardi e miliardi di dollari al Congresso americano. Dove vanno a finire? Se non è vero che la missione Artemis veramente sta cercando di tornare sulla Luna, come ovviamente ormai è chiaro che non è vero, i soldi che il Congresso paga da qualche parte vanno a finire. Quindi il dubbio viene che tutta questa fanfara di tornare sulla Luna oppure di andare addirittura su Marte, come dice Elon Musk, sia solo un sistema per ciucciare miliardi di dollari agli americani e usarli in operazioni segrete militari che non possono essere autorizzate ufficialmente dal Congresso. Si chiamano Black Ops, operazioni in nero, e hanno bisogno di tanti soldi. The last. Poi? Ah, va bene. Complimenti Massimo per la tua donna. Sono imbarazzato perché ecco, vengo dalla Romagna, anche se sono di origine veronese, sono romagnolo. Facciamogli un applauso. Allora, domani faccio 25 anni. Scusi, oggi il suo. Allora ti volevo dire grazie perché mi hai aperto un mondo. Ti seguo da tanto, e hai un dono della sintesi, un dono della comunicazione che io veramente ammiro. Detto ciò, spesso guardo Modern Nights e con Fabio Fabletti ti fanno le domande riguardo cosa ne pensi dall'alluvione in Romagna. E lì non ci ho mai capito niente. Allora, siccome io vengo dalla Romagna e vicino a casa mia ho avuto 3 alluvioni, volevo dare una delucidazione. Vai. Non sono nessuno, quindi non prendermi per oro colato, dico della mia zona. Allora, la prima acqua che ha invaso le varie città della Romagna, compresa la mia, era acqua di fogna. Dopo è arrivata l'acqua di fiume che veniva dalle campagne, ma la prima acqua era delle fogne, perché le fogne sono intasate. Il problema che abbiamo lì, abbiamo il problema che non si fa più, come posso dire, manutenzione delle fognature. Abbiamo il problema anche dei fiumi. Tutti i fiumi romagnoli sono pieni di alberi, pieni, e se vai a raccogliere se ti vai a raccogliere per fare la legna ti fanno la multa, almeno in Emilia Romagna, poi non so nel resto dell'Italia. È così, in Emilia Romagna è così. No, prego, scusa. No, da noi ti sparano direttamente in Calabria. Ah sì? Scherzo, fai la domanda. No, non faccio volevo solo rispondere perché siccome te le fanno sempre queste domande e ho piacere di dirtelo e poi mi sbrigo. Uno, non hanno pulito i fiumi e c'è l'immagine del fiume Lamone, tutti un chilometro di rami che ha bloccato, che è fuoriuscita l'acqua dal fiume Lamone. Abbiamo visto le foto. Sì. Esatto. E quindi c'è stato questo problema, uno della pulizia dei fiumi e uno della mancanza della pulizia dei fiumi e l'altra del fatto che non c'è stata manutenzione delle fognature. In più il fiume Silaro, che è il fiume che sta vicino a casa mia, che è esondato per 3 volte, c'era, dov'è che è esondato? Dove c'era un buco, dov'è che si è rotto l'argine? Dove c'era un buco di strisce grosso così. 3 mesi prima della prima alluvione, 2 mesi prima, un cacciatore avvisò il mio comune: guardi, c'è questo buco. Hanno fatto qualcosa? Niente. Ebbene, in quel punto per 3 volte si è aperto il fiume e fuori è uscita l'acqua. Questo. Niente. Io dico solo questo. È vero, ha piovuto tanto, quindi io non dico che non sarebbe successo niente se ci fosse stata la manutenzione dei fiumi, delle fognature. Io penso che però su 10 fiumi 2 avrebbero rotto, non tutti. Io penso che se ci fosse stata manutenzione la portata dei danni sarebbe stata molto minore. Chiuso qui. Grazie. Grazie. Approfitto, scusa.
Approfitto per fare io a voi una domanda, perché io ricevo il telegiornale in Calabria. I miei telegiornali dicono che qui in Veneto voi avete risolto il problema per le vasche di decantazione, è vero? Era in Emilia Romagna, metà l'hanno compiuta, l'altra metà non l'hanno ancora costruita. In quella metà che hanno compiute, molte non l'hanno messa ai fiumi. Ok, ma la domanda infatti era, voi che qui invece pare che le abbiano fatte, funzionano? Cioè, ok, era solo per questo, quindi ha ragione lui che dove non sono state fatte nascono i problemi, era solo per chiudere il cerchio. Okay. Vabbè, certo. Guarda Valencia, la storia di Valencia è proprio dovuta alla demolizione delle dighe. Sì. Tempi per finire il tuo film? Quello dell'Israele? Beh, il primo che finirai. Tanto li vieni a presentare in anteprima tutti qui in Veneto. Potrei dirti 3 mesi, 4 mesi, ma... Questa primavera, dai. Dipende, io faccio molta fatica perché, a parte che vengo da un anno un po' particolare dove non è che ho potuto lavorare proprio a pieno ritmo, ma ci sono dei periodi che vado 2 settimane di seguito e faccio 2 capitoli, poi mi inchiodo su una scemenza, adesso per esempio sono inchiodato su una scemenza da 2 settimane e non riesco a capirla e non riesco ad andare avanti, per cui è difficile dire quando, però ci provo il più presto possibile, anche perché ho 70 anni, non è che posso calcolare per molto in avanti, quindi comunque dai, ti aspettiamo fra qualche mese, sicuramente ci prometti che torni? No, sì. Entro l'anno prossimo sicuramente, no, spero. Cioè, comincio a telefonare, hai presente? Bene, signori, vi ringrazio di essere stati qui stasera. Uscendo ci sono anche le dispense che molti di voi non hanno avuto perché ovviamente c'è stato l'ingresso fragoroso e trovate anche tutta la spiegazione per il seminario che terremo domani pomeriggio. Vi aspettiamo numerosi, grazie. Le chiavette ce le ho qui e adesso mentre tu chiacchieri eccolo qui, ve lo do in pasto, è tutto vostro e io prendo le chiavette. Un attimo, sì. Tu sei sicuro che mi vuoi dare sta moneta? Sei sicuro che mi vuoi regalare sta moneta? Bene, va bene, grazie. Adesso, chi è mai stato a uno dei seminari che tengo di macroeconomia, la grande truffa, tasse e debito pubblico? Non molti. Abbiamo iniziato un piccolo gruppo nel 2012 e questo format itinerante, nel 2006-2007, dopo aver letto il libro Euroschiavi. Però da lì ho capito una cosa, ho cominciato ad analizzare, a studiare ed ho capito che l'unico problema che noi abbiamo
è semplicemente il fatto che noi non abbiamo la nostra sovranità monetaria, cioè non siamo padroni della nostra moneta. Io vi assicuro che potremmo fare tante cose, non andare nei supermercati, giustamente come è stato detto, tutto quello che vi viene in mente, coltivare i nostri orti che da anni qui da noi. Allora, secondo voi, e io so che le risposte sono completamente diverse da quelle che davano 10 anni fa le persone in sala, in base a questi due criteri che abbiamo visto, secondo voi quali sono i migliori clienti delle banche? Bella cicciotta. E per il discorso della solvibilità, che cos'è che ha una nazione che né un cittadino né un'impresa ha? Predare praticamente, perché questa, l'azione coloniale, è semplicemente un'azione di predazione ed è quello che sta succedendo attualmente al mondo. Adesso noi non abbiamo tempo perché voglio chiudere, perché poi si andrebbe ad analizzare che cos'è un bilancio, cosa sono i bilanci delle nazioni, e da lì si parte per un excursus fino a capire tutto il sistema e la filiera della moneta, delle comunità, come nascono le comunità e che cosa devono avere le comunità per essere delle comunità che non pensano a predare le comunità vicine, ma con un modello di cooperazione fra comunità. Vi ringrazio. Dalla combinazione di due straordinari elementi, silicio organico e vitamina C, nasce l'attivatore per il tuo organismo. Sila C lavorerà in sinergia con il tuo corpo per ritrovare l'equilibrio psicofisico e la salute. Sicut, così come in principio. Fortemente consigliato dopo i 40 anni.